Amici bellini, cominciamo. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Benvenuti, bentornati. Finalmente, esatto Antonio, finalmente nello studio, perché non si possono fare le live dove voi mandate i messaggini, io leggo le scritte dal telefono così. E vorrei fare oggi anche un po' di analisi tattica insieme a voi, la facciamo live, almeno quella del primo tempo, perché mi sono reso conto che mi serve più negativo. Non c'ho tempo, però non voglio farvi mancare quella che è l'abitudine del canale, che ci tengo moltissimo a condividere con voi. E ho preparato un po' di screenshot e ne voglio parlare, specialmente per la questione chissà, perché quello è stato man of the match praticamente. Luca è stato man of the match, però chissà ci porta ai 3 punti e quindi ovviamente il voto sale, però non me la sento, perché da quello che ho visto nel primo tempo, poi a meno che nel secondo non salga proprio di livello tantissimo, quello che ho visto è da 5, compreso il gol. Cerchiamo di capire, è stato disastroso. Però mi rendo anche conto che la notizia del giorno è sicuramente Osimhen, è sicuramente il mercato, che come vedete è sempre aperto, e perché si parla anche di Ngong, devo capire bene questa situazione e parliamone. Prima di tutto ringrazio Virgilio, donazione in pre-live addirittura, sempre generoso, generosissimo. Un abbraccio a Angela Torre, un abbraccio Marco, Salvatore, Valentino, Nicola, un abbraccio a tutti. Pochi like, quanti ne siamo? Non lo so, c'erano dei like preventivi importanti, vediamo quanti ne escono poi dopo. Poi lo sapete, i like salgono pure a fine live, quindi state sereni, fate il vostro, entrate, lasciate il like, lasciate un messaggio così. Benissimo Brock, apprezzo moltissimo anche il tuo supporto. Un abbraccio Alessandro, che bello, ci siamo tutti. Antonio, Domenico, e quindi andiamo a capire questa situazione di Osimhen velocemente e poi vi anticipo, vedete, che con gli screenshot uno si sposta e si può vedere un pochino l'analisi, perché ho fatto un po' di analisi. Però giustamente la situazione è così. Allora, la prima domanda che faccio a voi è: si parla di questo rinnovo fatto di proposito per poi la logica vuole non perdere valore quando ti ritorna dal prestito gratuito e te lo vuoi vendere, però poi diventa un anno di scadenza. Capisco la logica, questa logica qui, però se si trattasse di un giocatore qualunque, di un giocatore che fa parte della tua rosa, con cui tu non hai litigato, con cui ci sono rapporti normali, e allora tu dici ok, no, io mi serve che un anno in più perché io lo utilizzo, gli faccio salire il prezzo e non lo vedo. Ma se il giocatore nello specifico è uno di quello che gli hai fatto il rinnovo per questo motivo e non ha funzionato, perché lasciate perdere la clausola da 130, tu dici vabbè, ma tu comunque avevi stabilito che 60 non andavano bene ma 65 sì, quello è il prezzo che volevano spendere per esempio dall'Arabia senza deroghe, e così volevano fare, perché poi devono dare i soldi veri a lui. E questa è una cosa, e il Chelsea tira e molla così. Il problema non è Osimhen che spacca le porte al Galatasaray in Turchia e quindi sale di livello. Il problema di Osimhen è sempre lo stesso, che non si prendono tutti la gatta da pelare. Allora, che tu abbia un anno di scadenza o 2 anni di scadenza, ma puoi arrivare a 50, puoi arrivare a 55 se c'è le 2 anni di scadenza, ma te ne possono dare 30 o non te ne possono dare niente, ti ritrovi di nuovo con un rinnovo a meno che lui decide di essere più napoletano di noi e si abbassa anche lo stipendio.
Se si abbassa anche lo stipendio, allora è una questione diversa. Bravo Osimhen, ti sei abbassato, vuole abbassare probabilmente la clausola, se abbassi la clausola abbassi lo stipendio e quello è un discorso diverso. Ma fare un altro rinnovo che alla fine ti porta sul groppone questo peso di un altro anno in cui lo devi pagare con la speranza di venderlo, che poi abbiamo visto 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 7 mesi, 8 mesi non sono bastati per venderlo, e aggiungi un altro anno, onestamente non lo capirei. Sono felicissimo dell'operazione fatta in extremis, tutto ha un senso logico. Pare anche che Osimhen voglia mettere una clausola per liberarsi addirittura a gennaio. Se il Galatasaray accetta tutto questo, va benissimo, a noi stiamo lì a guardare e va bene. Il rinnovo come genialata, questo ancora non lo capisco. Se me lo spiegate voi, mi va bene così, e vi leggo un pochino tutti. I messaggi sono scorsi. E vedi, abbassarsi mi fa un po' sorridere. Forse ha un accordo con un altro club, e perché l'altro club, quante volte l'abbiamo scritto, utente senza voglia, quello già Osimhen lui è convinto, era convinto di avere già il suo futuro, ma non sono arrivati questi altri club a bussare alla porta, oppure sono arrivati a offrire pochissimo, o offrivano a lui e non offrivano abbastanza al Napoli. Quindi perché questo rinnovo dovrebbe cambiare questa situazione? In questo momento c'è il Galatasaray, pigliate il Galatasaray, ancora forza contrattuale, non lo capisco. Ti ho spiegato il perché, non lo capisco. La superbia non solo del calcio, fa fare i tracolli. Balotelli 2.0. Scusa, ma che gli fa il mister a Romero? Molti romanisti hanno detto che con loro un gol così non l'ha mai fatto. No, i romanisti hanno poca memoria. Lukaku, questi gol qua. Poi c'era anche un difensore in porta, diciamo anche quello che è. Lui ha tirato di potenza, così gli ha piegato le mani. Secondo me Lukaku nella sua vita ha fatto altri gol di potenza dove ha piegato le mani anche a portieri veri, quindi non è che voglio togliere meriti a Lukaku sicuramente, però è chiaro che c'è una connessione, una voglia di dare il massimo l'uno con l'altro tra Conte e Lukaku, che l'hanno portato a fare il massimo della sua carriera, e quindi va bene così. Davide Guido avrà il link, glielo manderemo più tardi, mi ha detto già che c'aveva da lavorare, vi ringrazia e vi saluta sempre, e ci tiene tantissimo che io riporti i suoi saluti, e lo faccio volentieri. Ancora ha da lavorare, quindi speriamo di poter avere almeno un saluto nel finale della live. È stato messo fuori Osimhen. Questa deve essere una battuta di Giorgio, però non ho capito. Fuori Rosa, fuori Rosa, chiaro. E se poi andava via a zero, e a zero se ne va, non fa niente, non cambia niente, l'importante è togliersi l'ingaggio dal groppone, l'hai ammortizzato completamente, non fai minusvalenza, ciao. In questo momento gli errori sono stati fatti, benissimo, mettiamoci una pietra sopra, dico io, e vai tranquillo, perché tanto il Napoli deve recuperare questi soldi spesi con l'ingresso in Champions e non con la vendita di Kvara, perché poi nel futuro ne parleremo. Però adesso priorità allo spogliatoio, vai, ciao, sei forti, ci hai portato uno scudetto insieme agli altri, vai liscio. Allora, tu pensi davvero che il Napoli abbia rifiutato per 5-10 milioni? Non lo so, Danilo, questo è quello che ci hanno raccontato. Quello che ci hanno raccontato nello specifico, tipo loro arrivavano, perché pure la rabbia potrebbe rispondere, ti potrei rispondere anche la rabbia, possibile che non porti a termine il costo se ti chiedono 5 milioni in più, visto che voi tenete i soldi che escono dai pozzi e puoi togliere un 1.000 lire al giorno a Osimhen che non se ne accorge nemmeno, e metterli sul cartellino. Quindi la domanda è doppia: è il Napoli che ha rifiutato per 5 minuti in più, o comunque la rabbia che ha rifiutato per non mettere 5 minuti in più? È un pochino strana, io la risolvo così: ognuno stanzia un'idea di offerta e un'idea di domanda. Se quella idea di offerta, io guarda, per Osimhen più di 60 non ti do, sono arrivato al massimo, e anche se chiedi 61 non ci arrivano. E quindi così, idem il Napoli. Senti, la clausola stava a 130, il minimo è 65, stiamo facendo la metà
di quello che è, meno della metà, anche se offri 64 non possiamo fare. E si arriva in fase di contrattazione che tu dici no, questo è hard stop, si chiama, si ferma forte e non si va più avanti. Poi stavamo anche sullo scadere, quindi l'Arabia voleva fare comunque un colpo in attacco e si vanno a prendere Toney e riversano i soldi su Toney, molto meno costoso in generale. Quindi non lo so, il rumore è che il Napoli ha detto ce li metti tu questi 5 milioni in più che servono a noi, tanto tu ne vai a guadagnare 140. E se questo è stato detto e fatto, poi è chiaro che si va allo scontro, perché dici chi sono chi e chi sei tu, i personaggi sono quelli che conosciamo e quindi le cose saltano. Ricambio l'affetto di Guido. Non credi che il Napoli si sia messo a dispetto con la Libera la questione Abi Vega? Questo potrebbe essere un'altra chiave di lettura. Io credo che poi alla fine in sede di calciomercato esistono buoni rapporti e cattivi rapporti. Ci sono rapporti dove tu ti vieni anche incontro, grandi squadre si fanno favori, nel senso una squadra in difficoltà ti do un giocatore a meno, tu risolvi una cosa, vedi un pochino il prestito Kalulu dal Milan alla Juventus, si fanno queste cose e tu squadra da gentiluomo e sai che ti può fare un favore la prossima volta e quindi si mantengono i rapporti. Non lo so in Arabia se ci sta questo tipo di mentalità, non lo so se il Napoli mantiene il puntiglio, però può essere, è una chiave di lettura verosimile. Anche gli arabi hanno pensato di abbassare i toni, esatto, perché lasciano il like anche loro. Qualche svincolato arriverà. Sì, Hermoso è andato alla Roma. È andato alla Roma. L'ultima notizia che ho letto è di Hummels, che la Roma pare che non affondi, perché poi non si possono accattare tutti gli svincolati un po' in là con gli anni, diventa, tu una scommessa la puoi fare, troppe diventa difficile. Però non lo so, la questione degli svincolati riguarda ancora le liste e qua dobbiamo parlarne di nuovo, perché se è vero che il Napoli ha le liste bloccate perché hai messo fuori squadra Mario Rui e hai messo fuori squadra Osimhen, in questo momento siamo pieni, ma siamo pieni con Foloruscio in lista ma non in squadra perché non se lo porta Conte, quindi è come un separato in casa, lo metti perché magari avendo fatto anche il contratto lungo è un jolly che se si risolvono le cose tra allenatore, giocatore e società te lo ritrovi un jolly importante. Mettere fuori rosa uno anche giovane come Foloruscio diventava veramente tosta. Il modo in cui il Napoli può acquistare uno svincolato è semplicemente facendo uscire o Foloruscio mettendolo fuori rosa, o se lo comprano in Arabia o in Turchia perché quella è la situazione, o Ngong che sappiamo di stare un pochino in sovrannumero diciamo su quella fascia, in quella zona. Visto che ti sei tenuto anche Zerbin, che ti può fare il vice Mazzocchi e non metti Gong adattato lì che non so quanto funziona, visto che Neres ha avuto quell'impatto e visto che Politano parte sempre titolare, potrebbe essere lui l'indiziato, se non è Raspadori e Ngong, per andare e liberare. Se liberi poi puoi pensare agli svincolati, però non credo che il Napoli, non lo so, onestamente il Napoli si sta muovendo in maniera diversa quest'anno perché Conte ha delle esigenze diverse, quindi non escludo, è inutile escludere. Se vende Osimhen, Ngong e anche Folo può ragionare sui fuori rosi, esattamente. Comunque la situazione di Foloruscio è un mistero, un vero mistero, anche qui mi dispiace poi ragionare su dei rumors che su cui non abbiamo conferme ufficiali, va a finire che diciamo cose sbagliate e diamo la colpa senza sapere la verità. Non mi sembra il caso, mi sembra di dire semplicemente che è un peccato sia che non hai monetizzato, sia che hai un centrocampista, un jolly in meno che può fare il centrocampista, può fare anche il sottopunta, che ha dei colpi ed è un peccato che poi non te lo ritrovi. Questo non bene, quindi bisognerà fare di necessità virtù. Fabio Versatile, sono a casa del mister in ferie, sai bene che quando indossava la maglia del Napoli per me era meglio di Van Basten, nonostante la capa calda, l'ho difeso da solo contro tutti, adesso ciao Osi. Esattamente Fabio, è così, tu l'hai difeso in tempi non sospetti quando facevo piede e piede, il famoso piede e piede,
era evidente un giocatore che arriva un po' acerbo, probabilmente con il carattere suo sicuramente, poi è arrivata a una maturità, il lavoro che ha fatto Spalletti su di lui, probabilmente anche come uomo, come ragazzo, è stato importante. Poi ha cacciato anche dei colpi insospettabili, anche gol bellissimi di tecnica, anche perché coordinarsi e tirare con quella potenza a quella velocità non è facile. Di testa un castigo di Dio, veloce, potente, ha tantissime cose positive Osimhen che saranno difficili trovare in altri attaccanti in futuro. Non è un fine dicitore, non è uno che mette il piede sul pallone e lo accarezza con la suola o ti fa un doppio passo. Lukaku il doppio passo ce l'ha, per esempio, e a livello di tecnica Lukaku, se si piega bene, può metterla anche a giro, tutte cose che Osi non ha. Quindi va bene così e giriamo pagina. Un Politano esterno di centrocampo e Neres Ngong come ala d'attacco non sarebbe fattibile. Grado, me lo ripetono ad ogni live questa domanda. Politano, sì, lui con tanta volontà fa tanta fase difensiva. Io non adoro l'esterno a tutta fascia che poi è tutto mancino. Una cosa è Spinazzola che lo fa dall'altra parte perché i destri si adattano e più o meno il sinistro lo utilizzano. Politano col destro lo segnaliamo che in fase di cross anche nella partita contro il Parma Politano è andato molto, qua la devo dire questa cosa, non la volevo dire ma la devo dire per forza, per come sta lavorando Politano nella tre quarti, che però finisce anche sul fondo e mette i cross col destro. Ditemi chi era perfetto per questa squadra, ditemi qual è il mio più grande rimpianto in questo momento. Posto di Politano proprio sottopunta, che però ogni tanto si allarga e mette il cross col destro proprio il sottopunto. Ditemi chi è, l'avete capito benissimo. No, non è lui, non è lui, anche se potevano andare benissimo. Non è il messicano e l'ha indovinato Pasta e Ceci. Perfetto, cioè Elmas poi lascia stare, magari non sta funzionando nella sua squadra, è scarso tappo, ma come caratteristiche, per quello che ci ha fatto vedere, proprio perfetto, tra le linee, attacca la porta, va incontro, si inserisce, proprio perfetto. Coppa, vabbè, lasciamo bene. Singo invece, ecco qua, questo è un grandissimo rimpianto perché ci hanno fatto sapere che il Napoli l'ha cercato fino alla fine e la paura mia è che si poteva fare Singo, la paura, insomma il rimpianto è quello, se si fosse venduto Osimhen magari forse il Napoli avrebbe potuto affondare su Singo esterno destro, là lo metti a tutta fascia, uno che ha studiato da braccetto, che ha fatto tutta l'annata da braccetto ma che tutta fascia, te lo ricordi quanto andava. E su Elmas non c'è dubbio, non c'è proprio dubbio, non c'è proprio alcun dubbio. Comunque, bravi tutti, ma anche Chiesa si poteva funzionare sicuramente, però Elmas proprio tra quelli che noi già sappiamo quello che ti può dare proprio a livello di caratteristiche era quello. Zanoli, per esempio, caro Charles, a posto di Mazzocchi me lo sarei tenuto benissimo, proprio tranquillissimo. Comunque, mi chiedete l'analisi tattica e volevo andare a recuperare. Bravo Vincenzo. Pecchia per me ha stravinto la partita tenendo 5 altissimi in fase di uscita e 5 dietro, costringendoci a spaccarci, visto che li prendevamo a uomo. Come si poteva ovviare a questo? Caro Vincenzo, mi porti automaticamente all'analisi tattica. Ho preparato giusto 10 screenshot. Questa qui è semplice, voglio semplicemente esaltare Lobotka perché leggo un po' di dubbi su Lobotka, 2 non funziona, va in difficoltà eccetera eccetera. Lobotka porta la partita a casa e se va in difficoltà secondo me non è perché il centrocampo a 2 ma perché Anghissà accanto a lui va a farfalline e quindi ovviamente si ritrova anche Lobotka da tutte le parti, che gli arrivano avversari da tutte le parti. Questo è un calcio d'angolo del Napoli che non funziona, il Parma si riversa in attacco velocemente e in questo caso ricorderete, penso fosse Mihaila che arriva al tiro e Lobotka lo contrasta leggermente spalla a spalla e fa tirare male, non fa coordinare il ragazzo. E come vedete qua dalla freccia, questo è Lobotka
questo è Mazzocchi, e stanno recuperando poi in ritardo tutti gli altri che erano andati in avanti per il calcio d'angolo. Quindi Lobotka qua gli voglio fare un plauso, proprio perché sta in un momento dove gli dicono che sta in difficoltà. E poi adesso vediamo gli altri. Anghissà, ma questo qua si chiama lobo difesa, questo qua si chiama pressing male. Si chiama pressing male perché, guardate, noi andiamo un pochino, vedi, qua c'è Raspadori, qua c'è Kvara che continua il pressing da questa zona, lo continua poi sul portiere. Anghissà è arrivato fino a qua, e ci sta pure che qua tu hai seguito Som, che era il suo dirimpettaio, e lo hai seguito fino a qua, va benissimo. Lobotka tiene un occhio, bene stare al centro, non stare sull'uomo proprio così, perché si crea lavorare. Guardate che voragine di verde, di campo libero. E qua che c'era Bernabei un film di Totò, Bernabei. Qua Politano va a accorciare qua, ma il portiere, e questa è una cosa che devi studiare, devi sapere, il portiere del Parma è un portiere che coi piedi lavora tanto, di conseguenza la palla arriva qua e Mazzocchi è troppo basso. Quindi abbiamo fatto questo pressing feroce in avanti, lo devi fare con tutta la squadra, perché se non lo fai con tutta la squadra si crea quella voragine in mezzo e quindi loro possono giostrare, si cambiano, mentre tu rincorri. Loro sono faccia alla porta, si chiama palla scoperta. La palla scoperta costringe i difensori a scappare all'indietro, loro fanno 30 metri palla al piede e tu non riesci a recuperare. Quindi questo vuoto generale, siamo al 15esimo, è quello dove il Napoli, insomma, ha messo dei presupposti cattivi alla partita, dove poi il Parma arriva questa è l'azione, se non sbaglio, che porterà al colpo di testa traversa e anche al palo di Bonni. Il colpo di testa traversa, lì un pochino se lo perde Di Lorenzo. Bonni invece fa proprio il perno su Rachmani, si è girato Giroud, si gira a Bonni, lì è 1 contro 1 che perde Rachmani, tiro sul palo. Andiamo a vedere dell'altro. Questo pure si chiama pressing male, questo dovrebbe essere semplicemente lo sviluppo che vi dicevo. Vedete, Anghissà poi risulta in ritardo perché deve recuperare, Lobotka cerca di andare centrale e vedete come sta basso poi Mazzocchi, quindi questo qua fa quello che vuole, si avvicina e tutti siamo spaccatissimi. Questo è anche pressing male. Questa qua invece si chiama Anghissà male. Perché? Perché riceve palla, Som, qua lui è un po' in ritardo, ma quando ci arriva qua, quasi a contatto con l'avversario, però lo accompagna, il solito Anghissà che alza le mani, lo accompagna e non interviene mai. Dov'è il fallo sistematico? Dov'è? E qua fatemi controllare una cosa, perché Anghissà verrà ammonito, ma gli graziano 2 falli. Fatemi controllare una cosa, quando viene ammonito Anghissà, perché poi da questo si dà anche la cosa così. Anghissà viene ammonito al 43esimo, e quell'azione in cui viene prima ammonito Buongiorno e poi si rendono conto dell'errore, il VAR cambia, perché adesso si può fare scambio di persona, il VAR cambia il cartellino giallo e lo dà ad Anghissà. E qua pure dobbiamo vedere se conveniva avere un centrocampista dove non hai centrocampisti in panchina col giallo che non puoi sostituire, o se era meglio lasciare Buongiorno col cartellino giallo senza proteste. Non lo so se sarebbe intervenuto lo stesso, però Buongiorno ovviamente dice: oh, io non l'ho toccato proprio, non dice è stato Anghissà, però dice io non l'ho toccato, e quindi il VAR interviene e ammonisce Anghissà. Ma qua Anghissà non era ammonito, quindi tu al centrocampo qua, che questo va fino, lo devi stendere. Lo devi stendere assolutamente, se no usciamo dai quarti di Champions League. Mi sembra evidente. Quindi questo è un altro che si chiama, purtroppo, si chiama Anghissà male. E qua vedete lo sviluppo dell'azione, dove lui lo accompagna così, sta là vicino, ma non lo accompagna. E qua nessuno rompe la linea. Vedete che qua c'è Buongiorno che capisce che deve rompere la linea ad un certo punto. E vi faccio vedere un'altra cosa, perché qua lui va fino in fondo e ci sarà l'azione del rigore, e qua, esatto, quando Buongiorno molla il suo avversario e va a chiudere, perché lo deve fare, purtroppo libera questo è proprio Bonni, prende anche un tunnel Buongiorno nel chiudere la linea, e dietro di me, non lo vedete, ma Oliveira,
che è un po' in ritardo, che deve ovviamente, dovrebbe aver chiuso, però non lo so se ce la faceva fisicamente. Attenzione, perché io poi stando sull'altra cosa non mi escono le cose. Bravissimo. Fatichiamo a tenere le distanze tra le parti e difesa bassa. Questione di tempo o Antonio ne vorrà sempre 5 in linea. Un centrale che sale dando una mano dei mediani. Sempre complimenti. Questa è una soluzione, amico mio. Cioè prendi un Di Lorenzo, che è quello che ha più caratteristiche per farlo, lasci Buongiorno più vicino alla difesa ovviamente, e aggiungi un Di Lorenzo ai 2 di centrocampo. Mi sembra un'ottima idea sulla carta, che potrebbe funzionare per chiudere un pochino quel gap. Oppure, come vi dicevo prima, la tieni tutta corta la squadra, quindi sali tutti a 5 la difesa, però più alti, così magari li metti in fuorigioco, li costringi a fare un lancio lungo e sale il portiere. Insomma, ci sono vari modi per farlo, ma sicuramente, come l'abbiamo fatto contro il Parma, non bene. E grazie mille, Bra, perché sei generosissimo. Sì, un pochino così. Adesso arrivano anche i vocali. Fabio, abbiate un po' di pazienza perché c'ho tutto qua, se poi mi dimentico non ce la facciamo. Qua invece volevo farvi sottolineare Olivera in attacco, perché se è vero come è vero che non mi convince tantissimo in fase difensiva, Olivera sta qua, ha fatto effettivamente la seconda punta insieme a Kvara. Quando Kvara finiva centrale, un po' più centralmente qua, o si allontanava poi Raspadori per tirar fuori un uomo, Olivera era spesso in questa zona per andare a chiudere l'area. Qua c'è una sventagliata di Politano, no? Da quinto a quinto o da esterno a quinto, così. È capitato anche al contrario, con Olivera che fa il cross e Mazzocchi che arriva di testa, quindi il lavoro dei quinti, e aumentano tantissimo i cross del Napoli, cosa che il Napoli faceva pochissimo, mentre con Antonio Conte si vedono i cross. Questa è la mano dell'allenatore, la scelta, è l'impianto di gara, è la scelta il piano gara, la scelta di giocare al di là di quello che è il tuo modulo, facendo tanti cross. Ora, ovviamente, con Raspadori al centro dell'attacco, i cross non possono essere preda di Raspadori, si vanno a buttare anche le ali, e quindi in questo caso Olivera lo segnaliamo qua. E questo lo dico perché ha fatto un lavoro, alla fine io gli chiudo la partita di Olivera con un 6, il primo tempo, il mezzo tempo che si fa, mezzo partita che si fa, lo chiudo come un 6 perché ha avuto un po' di difficoltà in difesa, qualche palla persa, però in attacco non dico efficace, ma molto presente, molto propositivo. Questo mi fa pensare però che non lo possiamo utilizzare come braccetto. Ecco perché mi spiego un pochino meglio la scelta di mettere Buongiorno braccetto sinistro e di arrangiarti con Rachmani centrale, che nemmeno è il mio preferito, ma a un certo punto devi decidere. Spinazzola non è al massimo della forma. Mettiamo Olivera sulla fascia e Buongiorno deve fare il doppio lavoro, fa il braccetto e tiene pure un occhio a Rachmani. Questo è quello che ho notato nel primo tempo per quanto riguarda Olivera, e penso di avere anche un altro, vedete, altro al 90 al 29esimo, Olivera centrale proprio, Raspadori sta qua, Kvara sta qui, Olivera attacca centralmente, arriva il cross, Olivera così. Quindi questo codificato, studiato, preparato bene, coperta corta ovviamente. Se funziona da una parte non funziona dall'altra, altrimenti fatevi voi il nome di chi poteva essere. Dopodiché ultimi 2 screenshot. Anghissà, purtroppo non ce la faccio. Ancora una volta pressing feroce del Napoli, Lobotka va a accorciare qua, Politano penso che stia qui, che abbia fatto un pressing troppo sul portiere. Anghissà molla il suo uomo per andare ad accorciare qua. È una scelta che di nuovo puoi fare, ma così sull'esterno la dovrebbe fare secondo me Mazzocchi. Ora qua dividiamo la responsabilità tra Anghissà e Mazzocchi, perché anche prima Mazzocchi era troppo basso e quindi Anghissà costretto ad andare nel vuoto. Ma cosa fa? Va in avanti e si libera il passaggio per andare direttamente in avanti. E quindi l'ultimo che vediamo è a inizio secondo tempo, poi ho staccato, e anche qui Anghissà va a coprire quasi un raddoppio perché c'è Lobotka, ma dietro di me riceverà palla lui con il filtrante diretto. Quindi ragazzi, purtroppo il voto io lo volevo far dare
alla community per quanto riguarda il voto di Anghissà, però io I made my mind. Con il gol può arrivare massimo a 5,5 perché è stata una partita molto molto complicata per Anghissà e deve salire tanto. Ora però vi do un altro spunto. Abbiamo preso McTominay, lo dobbiamo vedere in campo, magari diventa fortissimo e morde le caviglie più di Allan. Ci hanno detto, abbiamo letto, io non ho visto tante partite di McTominay, ho visto gli highlights, che McTominay fortissimo a livello di finalizzazione, che si butta, colpo di testa, tiro, eccetera, eccetera. Ma come mediano, ho letto un commento anche di un tifoso del Manchester, è mid. Mid significa medio, significa così e così. E loro dicevano con affetto, diceva it was mid, but it was our mid, cioè nel senso è un po' una mezza pugnetta, però era nostro e ci teneva ed erano molto affezionati. Mezza pugnetta ovviamente no. Immaginate tutti i tifosi del Napoli che per esempio se la prendono con Zielinski, quello che scrivono di Zielinski, sappiamo che Zielinski non è un giocatore medio, ma il tifoso del Napoli ne ha detto di tutti i colori. Però se le caratteristiche di McTominay sono quelle della finalizzazione e non del pressing, della difesa, del contrasto e dei duelli, possiamo andare con le stesse difficoltà che abbiamo avuto con Anghissà. Magari ovviamente il ragazzo tiene più garra e ha più voglia di dimostrare, come quando Anghissà arrivò, quindi si può alzare di livello, però il caso vuole che Anghissà ha fatto una partita tremenda, ma gli è riuscita la finalizzazione, cioè quello che è venuto a fare McTominay. Vedete come poi il calcio è particolare, colpo di testa imperioso che va. Quindi è un po' strana questa cosa. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio e ripartiamo a leggere i vostri commenti al riguardo. Ma con un centrocampo a 3 bisognerebbe reintegrare anche Folorusso, perché non puoi avere solo un sostituto lì. Senza dubbio, non so chi stava parlando del centrocampo a 3, è un'idea che secondo me Conte accarezzava pure, però ovviamente bravo, cioè l'hai spiegata bene, senza Gaetano, senza quegli altri, rimani con Lobotka, Anghissà e McTominay, e poi c'hai solo Gilmour che può sostituire Lobotka come caratteristiche, gli altri no. Quindi il centrocampo a 3 è complicato, a meno che non ti reinventi il raspadori mezzala che lo vuoi far fare. Però in questo momento secondo me Conte ha lavorato per tutta l'estate sul 3-4-2-1 e dobbiamo secondo me ragionare, dare anche un po' di certezze a sti ragazzi e fare meglio il 3-4-2-1. Si può fare se i ragazzi accorciano le distanze, se stanno sul pezzo, così, e si può fare. Non è che è un modulo che ti scopre per forza. Se si muovono tutti meglio, secondo me si può fare, non siamo costretti a cambiare di nuovo modulo e a cercare nel modulo alcune lacune che sono onestamente, da quello che mi sembra, guardando la partita freddo, quindi senza il patema d'animo, mi sembrano lacune proprio individuali. Quindi vediamo. Speriamo che il gol faccia bene ad Anghissà nei minuti successivi. È vero, l'ho notato questo, Vale. Proprio subito dopo vedevo che se ne andava in doppio passo velocissimo, scatto fulminante, alle volte il gol sblocca le menti e tutto parte dalla mente, però c'è da lavorare proprio, non lo so se in questa sosta chi rimane insieme, perché non devi lavorare, ma devi lavorare anche con i compagni, devi farlo bene, molti andranno in nazionale, quindi vediamo. Nell'11 titolare, ovviamente sulla carta, dove posizioni il Napoli? Sull'11 titolare, ovviamente sulla carta, dove posizioni il Napoli? Io poi non ho fatto, lo dovrei fare. Vabbè, ci sarà tempo mo perché c'è la pausa, quindi c'è tempo di fare tutti i contenuti, quelli là che poi vanno clippati e vanno rinfacciati quando le cose non succedono, quindi devo fare la classifica finale. Ci devo ragionare un attimo, perché devo guardare meglio da vicino quelli che sono stati alla fine gli ultimi movimenti di mercato delle altre, per capire così. 11 titolare, mi sento di dire al momento Inter, Juve. L'Atalanta ha cominciato molto bene, poi ci sono un po' di problemi dentro, così l'Atalanta
non la considero morta e sepolta, come non vorrei considerare morta e sepolto il Milan e la Roma, però hanno cominciato con grandi difficoltà. Quindi bagarre in questo momento, nella mia mente, poi non sarà così, bagarre in questo momento tra Atalanta e Milan, il Milan io non lo posso togliere da mezzo, perché adesso il Milan deve dimostrare ai suoi tifosi che la società è forte e che i problemi che stanno avendo in questo momento di spogliatoio, di rapporti, eccetera, eccetera, li riescono a risolvere. Se li riescono a risolvere, il Milan consideratelo sempre terzo come minimo. E poi per il quarto posto, Atalanta, Napoli, c'è la Roma, c'è la Lazio e vediamo un pochino. Immaginiamo che il Bologna se ne scende, immaginiamo che la Fiorentina non rimane, immaginiamo che il Torino ha cominciato molto bene, chissà se poi si squagliano dopo. La vedo più o meno così. Io quelle solite note, come dice pure Conte, non le posso dare per morte perché in qualche modo se li tirano sopra. È così. Questa squadra, avendo settimana tipo e quindi tempo di allenamenti mirati tattici, è da 4-3-3. Una moneta voto 4-3-3, ma non è. Tutto si può fare. Allora io ti rispondo, questa squadra per me con o senza settimana tipo allenamenti è da 4-2-3-1 proprio alla grande, perché abbiamo un sacco di trequartisti che possono fare lo scompiglio dietro Lukaku, Neres, Kvara, ci puoi aggiungere Ngong, lo stesso Raspadori, se lo metti sotto a Lukaku è meglio, se lo deve giocare punta no, quindi io me li vedo proprio bene con il 4-2-3-1 onestamente, anche per come è stata chiusa la rosa. 4-3-3 va benissimo, non abbiamo i panchinari per fare il 4-3-3 a centrocampo, le caratteristiche ci mancano, lo Zielinski della situazione, va benissimo, lo può fare McTominay probabilmente, però Conte ci ha detto 4-3-3 è decimo posto e quindi non so fare la limitazione di Conte, quindi credo che lui lo rigetti come idea. È più probabile un 4-2-4 che poi non è altro che un 4-2-3-1 come alla fine ha fatto nel finale di partita, nei momenti in cui vuoi dare un peso all'attacco e devi recuperare delle cose. Solo a me piace il 3-4-3, basta metterli bene, non abbiamo la mezzala tecnica titolare, figuriamoci in panchina. Pure io la vedo più o meno così. A noi serve semplicemente un centrocampista in più, lo schema dell'Inter è perfetto, ma loro ce ne hanno 6 o 7 a centrocampo che possono ruotare, noi in questo momento ce ne abbiamo 4, quindi così. Allora, McTominay e Gilmour saranno titolari? Non lo so, io credo che Gilmour è il giocatore che tu devi inserire piano piano se qualche squadra si sveglia e vuole puntare sullo Lobotka, credo, perché come caratteristiche anche fisicamente sono molto simili, un po' meno fase difensiva, un po' più proposizione, insieme non ce li vedo e io credo che Lobotka sia inamovibile, sia tra i pochi che non puoi togliere a questa squadra. Anch'issa per la partita che ha fatto, onestamente la prossima io allenatore non gliela faccio fare, ma per fortuna del Napoli non sono io l'allenatore e quindi chissà, resta fino alla fine e segna pure, magari ne fa un altro con la prossima partita contro il Cagliari. Però McTominay per l'importanza dell'acquisto, per come, per l'aura che si porta anche, per il fatto che Conte l'ha voluto fortemente, secondo me il suo spazio se lo ritaglierà, sperando di non dover rincorrere gli avversari troppo, ma di avere molto noi il pallone, perché questo anche è successo con il Parma, che c'è stato un equilibrio troppo vicino, troppo sottile tra il possesso palla. Se il Napoli tiene un po' più il possesso palla, subisci qualcosa di meno. Ma questa è stata anche una scelta, perché Conte ha avvertito tutti e ha detto questi in contropiedi ci fanno, quindi dobbiamo stare un po' accorti, e questo essere accorti ha portato il Napoli purtroppo, credo, a essere spaccati, perché tu fai la pressione convinta davanti, però gli altri difensori accorti, erano troppo accorti e quindi si è creato quello spazio verde in mezzo. Folo sarà reintegrato, è un discorso che mi interessa tanto, che sarebbe proprio ottimo perché è un jolly che ti fa comodo, però là bisogna capire Giuffri, bisogna capire se il ragazzo ha proprio litigato personalmente con Conte, se ci sono stati dei problemi dopo il rinnovo, se lui voleva andare via e poi gli hanno offerto 1.000 lire e quindi no, tu rimani qua perché l'offerta non è buona. Sono troppe cose che non so per darti una risposta. Io lo spero.
Onestamente il modulo non mi interessa, a prescindere dai numeretti serve che riusciamo a mantenere compattezza nelle fasi, cosa che al momento onestamente non c'è. Conte deve riuscire a mettere mano. Mertens dice a Big Rom: stasera ti porto ad un nil. Tu invece, caro Victor, non vuoi un nil, ti porto a provare il kebab in Turchia. Si può dire così perché il kebab è tipico della cultura, non è una cosa, si può dire. E mo non vi appiccicate più, che abbiamo tutti il che fare. E secondo me è proprio andata così. Saremo romantici noi che vogliamo inventarci delle storie fantasiose, però sai, una parola tira l'altra, no? Come ti trovi? No, ma sto benissimo, ma quando mai? Guarda che il tifo è caldo. Potrebbe anche esserci tutto il discorso Mertens, che io ho sempre individuato come uno un po' più avanti di testa rispetto agli altri. Lui già sa quello che vuole fare dopo e probabilmente non è nemmeno l'allenatore. Lui ci ha detto che vuole fare il consulente per i giocatori, che poi prima che finiscono la carriera sanno come investire. Proprio nato livello Mertens. Oltre ai gol che continua a fare, che sono di una bellezza rara, di difficoltà tecnica incredibile, sta in una forma smagliante che darei, stiamo facendo questa cosa, lanciamo la petizione immediatamente. Napoli, Manna, prima che chiudi questa cosa, nel contratto mettici che magari in un momento in cui una partita poco importante, no, non lo possiamo fare per le liste, dobbiamo togliere a Falorush la meta, una partita a Mertens con la maglia nuova vicino a Kvara, una partita, quello ci viene a trovare, vediamo le foto con i ragazzi, no, però proprio una partita, si può fare una partita, anche una partita di Coppa Italia, una partita con Mertens, con Lukaku, che si divertono, con Lukaku, Mertens, Ngonga e Kvara, con Neres che entra, si può fare? Non si può fare perché dobbiamo liberare le liste, faccio un video per le liste, Marocco, che darei? Va bene così, vicepresidente, ma potrebbe fare qualsiasi cosa. Sai se in Champions vanno 4 o 5 quando si ha? Manu, non si sa ancora, dipende da come si muovono le squadre in Europa. Poi ci sono il nuovo formato della Champions, che purtroppo e onestamente non ho neanche studiato perché non ci riguarda. Ovviamente quando si andrà più in là non ho visto nemmeno i gironi, proprio niente, perché le cose del Napoli del mercato erano più importanti. Però ci informeremo e dipenderà il 4 o 5 posti. Ci stanno dicendo che dipende tutto da come si comportano le italiane in Europa quest'anno, quindi va di anno in anno a quanto pare. Cacciato via dalla dirigenza ingiustamente, anche lì una storia un po' torbida, ho fatto delle email che mi fu mandata al giornale, non bene, però vabbè. Pure Hamsik, però Hamsik, capito, ha mollato, cioè ha finito la sua carriera a livello agonistico. Mertens sta facendo quello che deve fare. Non sarà mai possibile, il nostro presidente è geloso di queste persone amate, questo purtroppo è vero. Vediamo se, vabbè, ovviamente non vediamo questa cosa qua, che è un'idea mia folle che non si realizza, però sì. Vediamo se questo poi cambia con questa gestione, dove ci sono anche altri personaggi. Conte è molto amato e sarà molto amato, altri giocatori possono diventare degli idoli se si muovono bene, vedi Lukaku, l'impatto di Neres, Kvara non c'è dubbio, quindi se De Laurentiis veramente ha capito quest'anno che deve solo aprire la borsa cioè apre la borsa, che film edito, quando lui dice, quando mia moglie fiuta un affare, apre la borsa. De Laurentiis apre la borsa, dietro le quinte si prende complimenti. Se tu rimani dietro le quinte si prende complimenti, e se qualcosa non va ce la pigliamo con Manna, ce la pigliamo con Conte, ce la pigliamo con Lukaku e ce la pigliamo pure con Oriali. Ma visto che tu hai delegato, io il prendermela con De Laurentiis lo farò solo quando mi renderò conto che è intervenuto proprio lui in prima persona e ha detto no, questo è il prezzo, questo non firmo. Solo in quel caso posso dire così, ma quando hai delegato io divento muto. E l'unica cosa che ti posso dire, perché hai preso Manna per esempio, che è un po' inesperto rispetto agli altri. Questa è l'unica cosa che si può dire, però poi si danno le responsabilità alle competenze. Mannismo, gioia e rivoluzione.
Osimhen e Immobile in Super League, vorrei fare il fantacalcio turco. Amico mio, si può fare, come si chiama? Le Euroleghe dove ti vai a prendere tutti i giocatori. Penso che il campionato tu non l'hai mai fatto, quindi si può fare così. Allora, tra l'altro mettersi a contatto e scadenza l'altro prossimo. Sì, il più bravo Manna. Si potrebbe proporre una singola partita ufficiale a fine carriera sullo stile del ritorno dell'Arsenal. È chiaro che Mertens lo farebbe gratis. E sono bellissime iniziative, sono belle idee, Fabio. Purtroppo stiamo ancora aspettando la partita del dio di Hamsik. Sono tutte cose che sono state dette negli anni ma che non sono state mai fatte. C'è sempre il tempo, non fateli diventare vecchi, perché deve essere anche godibile. Se tu vedi una partita oggi di Totti che occhi chiusi gli arriva il pallone e ti può mettere l'attaccante in porta con un movimento così, però è fa un po' tenerezza vedere un Totti non nella forma di Totti, perché giustamente sta in grande forma per l'età che c'ha, ma non sta nella forma di Francesco Totti, quindi vedi, è come vedere una partita a rallentatore quando arriva, soprattutto i giocatori iconici che tu hai negli occhi tutti i loro movimenti a velocità normale. Vedi una partitella di beneficenza con Totti in campo e dici Mambro Carmine, proprio. Quindi non vorrei che passino troppi anni e vediamo un Mertens oramai appesantito. Bisognerebbe farlo quest'anno, magari in Coppa Italia, una partita ufficiale sarebbe meglio. Se Osimhen chiede di abbassare la clausola a 75 per rinnovare, allora deve abbassarsi l'ingaggio a 5 milioni e non fa una piega. E se questo è tutto il discorso, oddio, non a 5, magari puoi scendere a 7, puoi fare la comparazione. Ecco perché quando Fabrizio Romano ci dice sono quasi 11, si avvicina di più il rapporto del 10%, cioè se la clausola è 110, 120, 130, tu prendi 11, 12 o 13. Quindi avrebbe senso, se arrivi a 75 puoi pensare di abbassare a 7,5 netti o a 7 netti. Già un'operazione del genere avrebbe più senso. Fare un ulteriore rinnovo alle stesse cifre non mi sembra una cosa logica, perché l'hai fatto in sede l'anno scorso per avere potere contrattuale, come avete detto, e non hai avuto potere proprio di niente, nel senso che non ti sono arrivate le offerte che volevi e quella famosa clausola ti è rimasta sul groppone perché non la guadagni. Quindi sotto questo punto di vista sarebbe tutto un altro discorso. Se rimanendo prossimamente col l'esterno destro Politano, Ongong, Tridente, Neres, Kvara, Lukaku, troppo offensivi secondo me. Si può fare a metà gara, ma così troppo offensivi. Grande Osimhen che andrà a Galatasaray a fare la Champions. Ah no, aspetta, è stato cacciato fuori è vero. È vero. E qua si può ovviamente chiamare in causa un pochino anche Calenda, no? Che invece di trovare una sistemazione per il suo assistito, quello doveva essere il suo lavoro, ha fatto quei 2 tweet, ma lui il campione dell'africano, il pallone d'oro africano, ottavo al pallone d'oro, e non è un pacco da spedire qua e là, con ipotesi fantasiose di prestito, ma non stai, no, sta proprio facendo quella fine là, il pacco in Turchia, dove poi le dogane sono diverse, perché se compri le magliette fatte in Turchia, vi renderete conto che i procuratori devono poi walk the talk e fare quello che dicono a parole, poi fare i fatti, e non lo hanno fatto. Ho sentito che Hermoso alla Roma non è sicuro e che addirittura ci sarebbe Galatasaray. Secondo te con il prestito di Osimhen c'è una possibilità di un affondo su Hermoso? No, perché non abbiamo lo spazio nelle liste per fare entrare Hermoso. Deve uscire Fononuscio o Ongong. Osimhen è già fuori lista, Mario Rui è già fuori lista, quindi che esca o non esca Osimhen non cambia nulla per noi per le liste. Non abbiamo lo spazio per Hermoso, se lo volevi fare veramente lo dovevi fare prima. Adesso non credo che ci siano più i margini, a meno che ma non Hermoso in generale, a meno che si parlava anche di Telles che ha rescisso, mi pare, con l'Arabia, a meno che non si è reso conto Conte, come vi ho detto dalle screenshot, che
Olivera in difesa proprio no, non è il massimo. Sì, lo fa con Bielsa, ma è tutto un altro calcio in nazionale. Bielsa ha un tipo di gioco diverso, magari accetta anche per avere uno che è più terzino come difensore centrale. Però non lo vedo benissimo come braccetto Olivera. Magari se ne è reso conto Conte e dice pigliatemelo difensore a volo, perché sennò Buongiorno da fa un braccetto tutto l'anno. E quindi così. Alfonso dal North Carolina: ieri mi sono guardato il video 100 gol di Mertens, che emozione, che meraviglia. No, ma non ne fa uno brutto, è una roba incredibile. -6 a non so quanti like, quindi date i like finali e mi affondo mi reco nella sezione dei vocali dove è un tripudio di Criscitiello per ascoltare qualche vocale. Amici e amiche belline, buonasera. So che è presto per mandare un vocale, ma io lo mando lo stesso. Un abbraccio a tutti, sono molto molto contento della vittoria, per come è arrivata è anche più emozionante, perché ci abbiamo messo cuore, spirito, grinta. Come squadra abbiamo ancora da crescere, ma siamo sulla strada giusta. Conte ci sta trasmettendo uno spirito veramente da guerrieri. Abbiamo combattuto fino alla fine, fino all'ultimo secondo, e poi il gol di Anguissa, la ciliegina sulla torta, a parte per non parlare di quello di Lukaku. Sono molto contento della situazione di Osimhen, almeno risparmiamo un anno di stipendio per lui, di Urigo, per il Galatasaray, e quindi forza Napoli sempre, una buona serata a tutti, un abbraccio qui dal Minerva Resort di Sibari in Calabria. Buona vacanza ancora per chi è in vacanza. Divertiti, caro Daniele. Ma vi rendete conto che here we go, che è una frase fatta inglese così, cioè ci siamo, ecco ci siamo, è diventato un sostantivo, cioè la potenza di Fabrizio Romano. Veramente può piacere o no, che poi molti dicono che lui è anti-Napoli, che non parla del Napoli per paura di non fare errori. È un sostantivo, cioè è arrivato l'here we go, che si dica o non si dica Fabrizio Romano al riguardo, quando un'operazione è arrivata, che è fatta, si dice è arrivato l'here we go. Tanto di cappello, tanto di cappello. Fabio Versani. Molto semplice l'analisi tattica, l'ho visto per tutto il precampionato, ma più col Girona, anche poi col Modena in Coppa Italia, col Verona è successo anche col Bologna qualche volta, però lì forse il Bologna è ancora in rotaggio. Col Parma il primo tempo, anche una buona parte del secondo, diciamo così. Palla dietro il Bologna al portiere, pressing evitato dei due centrocampisti e se ne vanno in porta. Proprio sembra una costante, ma lascia stare di che l'errore, Botka, Anguissa, la difesa che non è salita, il centrale che non esce, te lo dissi pure in un'altra live se ti ricordi. E vale, sì. Vedi che ti sei perso, non so se erano 2 nuovi iscritti o 2 nuovi abbonati. Guarda, è bello, Fabio Versatile, proprio il lavoro del moderatore fino alla fine. Grazie a tutti i nuovi iscritti e i 2 abbonati. Adesso dopo recuperiamo tutto. Sì, le abbiamo proprio viste queste voragini che vanno sistemate. O aggiungi un Di Lorenzo che con coraggio si avvicina ai centrocampisti, o fai salire tutta la difesa. Questa è la cosa che immagino e intuisco. Valentina, il fallo del rigore, che ne pensi? A me è sembrato molto che Bonni lasciasse lì la gamba, però nella dinamica secondo me non è assurdo come rigore. Sì, purtroppo è un rigorino, si può dire che è un rigorino, penso di non far torto a nessuno, nel senso che Meret purtroppo la palla non la tocca, lui va con le mani per andare a toccare il pallone, però Bonni gliela sposta un momento, nel momento in cui tocca il pallone Bonni diciamo che sta già in volo, però per la dinamica, perché Meret è arrivato veloce, nel momento in cui la sposta c'è il contatto, e quindi anche se lui trascina un pochino il contatto purtroppo c'è. Se l'arbitro lo dà subito, è chiaro che il VAR, per tutto quello che ci hanno spiegato delle dinamiche, non è chiaro ed evidente se lui simula, è troppo borderline. Onestamente mi sento di dire, dai questo rigore, secondo me dovevi dare anche quello là su Simeone, perché mi sembrava abbastanza, cioè il replay che tu hai dato non mi ha chiarito a me. Poi devo rivedere, perché magari si vede benissimo su altri replay che tocca prima il pallone, però c'è quasi una contemporaneità tra quello che è il tocco sul pallone e il tocco sulla caviglia che Simeone prende, perché Simeone va
con generosità davanti al pallone e lo prende sulla caviglia. Quindi 2 rigori che secondo me si potevano dare entrambi, uno l'hanno dato e uno no, ma meglio così, onestamente, meglio così. Ti dà la sensazione che avere Lukaku ti senti un po' più tranquillo come rigorista. Se poi facciamo diventare anche Lukaku, deve scattare la canzone dei rigori, che è colpa mia, non c'ho tempo, che devo fare, non c'ho tempo, mi insultano, dice che faccio le live brevi. Allora, quanto ti ha fatto arrabbiare sapere che loro non avevano portiere, i nostri sembravano non saperlo? Non lo so se quei 2 gol li avremmo fatti anche a Suzuki, Vince, perché io sono convinto che Lukaku poteva piegare le mani anche a un portiere normale, che si gira velocemente, tiro potente, vabbè. Colpo di testa, chissà, è un po' in direzione del portiere. Ho visto anche una mezza analisi che stava facendo Pierpaolo con Paolo Matrone con Del Genio. Colpo di testa, chissà, è un po' sulla linea del portiere, uno un po' più reattivo, così. Questo proprio non te lo so dire. Però sì, c'è stato quel periodo dall'espulsione in poi che dice tirate in porta, cioè proprio ti viene la cosa, e lì stavo ancora da cellulare, insomma, che ascoltavo così, tirate di più in porta, che questo una pellecchia la può fare, perché non ha la capacità tecnica, così. Non sono tutti Giroud, è del Prato, mi pare che fosse andato, non è Giroud, che Giroud si butta così, ammazza e riesce così. Quindi è una cosa. Abbiamo puntato evidentemente sui cross, cosa che è una qualità, una prerogativa di Conte, con Lukaku là, con Neres che anche lui crossa di destra. Guardiamoci nell'anima Neres. L'altruismo di Neres. Cioè, uno dei pericoli poteva essere chi sta innamorato del pallone, vuole fare un dribbling in più perché lo può fare, un ass. Ma quale un ass? Neres appena c'ha lo spazio la mette dentro, c'ha proprio voglia di essere decisivo anche per i compagni. L'assist è nel sangue, ce l'ha nel sangue Neres, anche di destro. Ecco perché Elmas. Però non guardiamo indietro al passato e godiamoci Neres, che ha avuto un impatto straordinario. Un impatto straordinario. Ecco, questa me la so persa. La punizione di Kvara alle stelle senza portiere me la sono persa, la devo recuperare perché è roba del secondo tempo. Kvara ha fatto nel primo tempo e inizio secondo tempo era tutto lui, quello che poi provava al tiro, riusciva ad andare al tiro e con gli 1-2 così ci ha provato in tutti i modi. Non è stato efficace, non è riuscito ad angolarla troppo, un po' di tiri un po' centrali, però mi è sembrato sul pezzo. Allora, Osimhen chiede 75 milioni di clausola, praticamente ha indirettamente detto lui stesso di non valere 130 e di non meritare 10 milioni all'anno, quindi che si riduca a 5, si becca la clausola che vuole. Sono d'accordo, Pischelletto, sono d'accordissimo, è una logica delle cose, che lui ammetta o meno di valere meno così è la realtà del mercato che te lo ha detto. Tu puoi anche decidere io valgo 400 milioni, sono più importante e impattante di Mbappé, però a tutt'oggi, a tutti gli effetti, quello che ti hanno offerto non si avvicina minimamente a quello che guadagni, sia quello che hanno offerto a Napoli, sia quello che il Chelsea voleva offrire a lui, che poi il Chelsea si avvicinava alla cosa, ma non si avvicinava come ingaggio, quello sempre a quello che ci hanno detto, a quello che voleva Osimhen. Quindi devi ridimensionarti e capirlo. Il mercato, i prezzi li fa il mercato. Hermoso ufficiale, maglia numero 22, mi dicono dalla regia, quindi non pensiamo più a ritorni su Hermoso e guardiamolo da vicino, nel senso che potrebbe essere un rimpianto, dice oh, era proprio quello che ad oggi lo stiamo dicendo, era proprio quello che ci serviva. Magari va alla Roma, anche lui fa qualche pellecchia e tu dici allora per questo è rimasto senza squadra fino alla fine, perché però non stiamo parlando di uno in là con l'età, che stiamo parlando 29-30 anni, voglio dire, Napoli ha comprato Lukaku, ha pigliato dei giocatori un po' più in là, Spinazzola, Uvrega, Spinazzola peggio, meglio di Hermoso sulla carta, no, anche perché pure Spinazzola lì forse siamo stati un po' troppo ottimisti, ma vabbè. A Roma vorrebbe fare anche Hummels, da quello che si dice, e là secondo me rischi, capito? Ne puoi fare una di operazioni così,
di svincolati così. Hermoso per me ha senso, ha tanto senso. Più che altro quanto lo stanno pagando Hermoso, vorrei sapere. Può essere che le aspettative anche lì saranno calate, tipo Simone che adesso le deve calare, e se ti rendi conto che nessuna squadra ti vuole, abbassi le tue pretese. Corriere dello Sport, Valerio Fluido, McTominay è una mezza pugnetta. No, ho detto così, però più o meno è quello che... Ciao Vale, ciao amici bellini, un ultimo messaggio per chiudere la questione Osimhen. Un grande abbraccio a Tancredi Palmeri e Michele Criscitello. No, ma ci sta, ragazzi, qua, perché questa è una cosa che non ho avuto modo di dire nei video, un po' mi sono dimenticato, un po' così, cioè giornalisti che dovrebbero raccontarci la cronaca, che invece fanno i pugliacci. Hashtag pugliacci, perché è tra buffoni e pagliacci. Scrivete subito pugliacci e brindiamo. È il nuovo vino, è un vino DOC, i pugliacci dei Campi Flegrei. È un vino buonissimo che stappano bottiglie eccetera eccetera. I pugliacci, cioè il Campi forse viene dalla Puglia, i pugliacci è un vino pugliese del Salento, un salentino dolce. Pugliacci DOC, no, veramente, cioè smettetela, che cosa, esultate perché De Laurentiis deve pagargli, rimane sul groppone, lì ti viene il sospetto che il mestiere del giornalista, che noi abbiamo sempre guardato con grande rispetto come una cosa inavvicinabile, hanno il rapporto, chiamano i procuratori, si sentono con i giocatori, hanno è finita, ragazzi, cioè voi dovete sparare le ultime cartucce. Vi ascoltano perché ancora avete a disposizione le televisioni, e alle televisioni avete aggiunto i vostri social e avete capito subito quello che è il giochino, più la sparigrossa, che poi viene anche smentito, o la sparigrossa perché la tua opinione è controversa e fa incazzare una tifoseria o un'altra, più vieni ritwittato per essere insultato o per creare il dibattito. Così hanno capito il giochino, ognuno estremizza il suo personaggio. Ma siete diventati degli youtuber, siete diventati dei tiktoker, siete tutti tiktoker, e non fate più io sono il giornalista professionista, perché siete diventati tutti degli sfogati, no, non sfigati, sfogati, nel senso che ogni volta che aprite la bocca sembra uno sfogo di un tifoso. Quindi è questione di tempo, è questione di tempo. Le generazioni finiscono, cambiano, i nuovi non se ne fregano niente. State rovinando un mestiere, perché non è più il mestiere del giornalista, siete dei pugliacci. Perché di Puglia? Ma è così. Cioè, sono veramente i giornalisti che vogliono fare gli youtuber e gli youtuber che vogliono fare i giornalisti. Posso dire che secondo me Mario Rui con il gioco di Conte, che punta molto sui cross, è un peccato da avere fuori rosa. Leonardo, io sono d'accordo con te. È difficile da sostenere, perché Mario Rui, sì, a parte un momento in cui la tifoseria lo ha fatto diventare il meme positivo del maestro, eccetera, eccetera, io con i dati 2 anni fa, 3 anni fa, nella stagione, se non sbaglio, parliamo della stagione dove il Napoli arriva terzo, Mario Rui meglio di Di Lorenzo, proprio come dati generali statistici, come cross riusciti, come impatto, come voti generali, come cose che fa, come passaggi riusciti, meglio di Di Lorenzo. Il problema di Mario Rui è purtroppo solamente la sua statura, e forse insieme alla statura un temperamento che a volte lo porta fuori le righe, e quindi per compensare quello che non ha in fisico ci mette tanta grinta, tanta energia, e molto spesso si prende delle questioni con avversari o con arbitri evitabili. Con un Conte in panchina è capace che questo si moltiplica all'ennesima potenza e rischi qualche cartellino di troppo. Ma sono d'accordo con te, il piedino di Mario Rui non è in discussione, e se invece di uno Spinazzola che ha mezzo servizio e che non te li mette i cross così con il sinistro, al massimo può fare una palombella fresca ma morbida, quelli tagliati belli di Mario Rui ti facevano comodo, e come per un Lukaku là davanti, o per quelli che accorrono, le McTominay eccetera eccetera, ti faceva comodo davvero tanto. Quindi sono d'accordo, è un peccato, lì
si poteva ragionare, secondo me si è fatto questo ragionamento, che insomma fisicamente a prescindere non vogliamo avere troppi giocatori minuti e quindi non dargli troppi minuti, e quindi lì si è fatta l'idea, via Mario Rui, dentro Spinazzola con Oliveira, che insomma quello che può dare ti dà, però a livello tecnico capisco che è una cosa che poteva, sì, la fase difensiva va in difficoltà, è chiaro, ti servono i centimetri, quei centimetri a volte, anche se non sei bravissimo, ti alzi, spizzi una palla e risolvi un problema. Il rendimento di Kvara dietro Vittor Marini era superiore stando ai numeri. Sì, questo però lo vedremo perché sì, rispetto per esempio ad Oliveira, sì, già lo sappiamo. Quest'anno vediamo come si comportano Spinazzola e Oliveira vicino a Kvara. Kvara ovviamente stando meno in banda, dove si creava quella catena, no? Mario Rui, Zielinski, Kvara, con Anghissà che andava anche a raddoppiare nella zona di Zielinski, creando quella densità, la famosa densità, parola che non mi viene mai. Lì ne giovava Kvara perché si prendevano qualche avversario, arrivavano le sovrapposizioni e non potevano doppiarlo e triplicarlo. Quando sono venute meno queste cose, a Kvara l'hanno doppiato e triplicato e quindi è andato più in difficoltà. Adesso che Kvara non è più in banda e non c'è più la catena che deve essere quella del 4-3-3, ma c'hai l'aiuto di uno che, se Kvara va in banda, il terzino, Oliveira e Spinazzola, e lo abbiamo visto, lo ha fatto anche Spinazzola nel secondo tempo. Ho cominciato a vedere, ma devo vedere meglio. Cioè la posizione, finiscono loro a riempire l'area, gli esterni a tutta fascia, quando Kvara si allarga, e può funzionare. È un tipo di gioco diverso. Kvara può trarne vantaggio per essere più imprevedibile, una volta va di là, una volta va di qua, e inseguitelo. Ci vuole gente che la fascia se la mangia per 90 minuti e le squadre di Conte sono più lunghe e gli esterni devono coprire più campo. Conte non è subito, se non lo considera più nel progetto, sì, ma è chiaro, e io non so se io non vorrei dare troppi giudizi sui giocatori perché non voglio sgamare le mie strategie di fantacalcio. C'ho un fantacalcio già attivo con i miei cuginetti, dove ho preso Zerbin. Ma voi mi direte, ma sei pazzo? Così, A1, ho preso Zerbin A1 in extremis nel mercato di riparazione, perché secondo me, qua lo dico e non lo nego, perché che lo nego a fare, lo dico, poi se non succede, ma chi mi ammazza? Qualcuno mi viene e mi porta ai giardinetti di Via Ruopo? Assolutamente no, è lontano. Cioè Juniper Valley, i giardinetti di Juniper Valley. Secondo me Zerbin, con un pochino di tempo a disposizione, posto a Mazzocchi o a Spinazzola o a Oliveira, glielo può pure togliere. E qua vado con Chiarillo, Qua vado con Chiarillo che all'epoca disse c'ha una bella gamba. E ce l'ha una bella gamba Zerbin, lì non disse una cosa sbagliata, ma non è che uno può andare contro qualsiasi cosa si dice, perché a prescindere si va contro il personaggio, facciamo gli stessi errori che si fanno con De Laurentiis e con gli allenatori, così. No, se uno dice una cosa che uno condivide, si dice tranquillamente. Kvara, dimmi che c'è. Ah, Maurizio. Ciao Vale, dopo 5 settimane e mezza di vacanza siamo di nuovo qui per una nuova avventura. Quanto è importante ripartire bene dopo la sosta. Un abbraccio e sempre Forza Napoli. Maurizio, grazie sempre. Ti mando lo stesso bacio che mandava a Kvara a tutti, con i gesti che fa lui, che non lo so fare, le lettere georgiane. Grazie sempre, amico mio. Quanto è importante ripartire con la sosta, quanto è stato importante chiudere prima della sosta, se mi permetti, perché ci sarebbe stato tutto un altro tenore di vita su questa live. Quindi molto bene aver chiuso con la vittoria come arriva. Poi per qualcuno è anche più bello così. Avete sentito i vocali di Daniele? Ti dà anche più soddisfazione a volte vincere alla Mazzarri con l'orologio in mano in rimonta così. Però il Mazzarri dell'epoca, il Mazzarri di Cavani, di Hamsik e Lavezzi, non il Mazzarri questo qua, permettete, perdonatemi, il Mazzarri dell'epoca ti dava soddisfazione, va bene così. Alle volte anche queste vittorie così possono essere più belle per i tifosi o anche per i giocatori stessi. Io sono arrivato, forse sarà la età, nel senso che sono più vecchio, arriva un momento in cui il tifoso
ragionate su questa cosa, diventa più vecchio dei giocatori. C'è un periodo del tifoso in cui il tifoso è più giovane e li vede come gli idoli, così. Poi c'è un periodo in cui siamo coetanei con i giocatori che stanno in campo, però chi è grosso perché chi fa un calciatore. Poi arriva un periodo dove il tifoso diventa più grande dei calciatori e li vede quasi come fratellini minori, a volte da proteggere, a volte da rimproverare. E secondo me sto cominciando a considerare anche i giocatori con delle opinioni da tifoso, no? Anche loro, perché secondo me, essendo ragazzini, anche loro, il fatto che stanno sempre sui social, che si leggono, si fanno influenzare. Come è piaciuta ad un tifoso questa vittoria in extremis? È piaciuta a loro, cioè ti dà più soddisfazione di un 2-0 secco che fai dopo 30 minuti e poi controlli la partita. Sono convinto di questa cosa qua. Rivelazione Zerbin, vuoi vedere che scalza Mazzocchi? Ma facile, può essere. Sono quasi convinto. Matteo Milani, ciao, scusami, se vedo che stai spammando, volevi salutare? Un abbraccio, Matteo. Allora, quanto sinceramente stai gasato per questa stagione? Molto, Simone. Sono gasatissimo. Serpico, attenzione. Visto il video di Gino Riviezzo sui rapinatori di Neres, credo di aver regalato una sub su YouTube, donazione su Twitch, donazione su... Quanto sei bello. Grazie mille, amico mio, sei gentilissimo con tutto il tuo supporto. Sì, ho visto il video di Gino Riviezzo, è uno sfogo simpatico che ci sta, insomma, l'augurare a chi ti fa del male di poi di non vedersene bene con i soldi che fai, quanto ti vale una cosa. Lui poi dice che vale 1.000 euro, un amico mi ha detto che l'orologio vale qualcosina in più, qualche zero in più, ma al di là della cosa mi trovo tranquillamente d'accordo. Più che altro, più che augurare il male a queste persone, io posso pensare, perché questi qua sono difficili da recuperare quando fanno queste cose qua, e la speranza mia è nel futuro, nelle prossime generazioni, che non debbano proprio arrivarci a un bivio del genere: faccio questo nella vita o cerco di fare altro. Gino Riviezzo ha fatto un bel video, ma va bene così, sta a 100. L'avevo letto anch'io, Dario, insomma, ecco perché mentre vi dicevo nella speranza che fosse un episodio di criminalità random, insomma, casuale, individuale, momentanea, così, se poi è una questione di qualcuno che riporta e fa, perché qualcuno ha parlato della talpa, vai là, vai sicuro, il bottino, là sarebbe un pochino più grave. Però come ne usciamo? Non ne usciamo, ne devono uscire con le forze dell'ordine, non c'è niente da fare. Ciao Matteo, ciao Ball, con la palla così. Matteo, vogliamo descrivere ciao 2003? Finiscila, ti prego, perché non mi sembra il caso. Dragon Ball, va bene. Matteo, ti silenzio perché preferisco... Come si fa? Devo silenziare Matteo che sta spammando l'impossibile. Mettiamolo in time out perché io leggo messaggi a caso, mi compaiono le tue cose inutili. La cosa un po' preoccupante della partita è che per 10 minuti con Del Prato in porta lo specchio non l'abbiamo mai inquadrato. Non so se con meno di 10 di recupero la riprendevi sta partita. Sì, però almeno hai capito, Valenti, di solito queste sono le partite quando tu dici manco se dura, la famosa frase fatta, no? Nemmeno se fosse durato un altro 10 giorni non avresti segnato mai, quella sensazione là. E invece no, alla fine i 10 minuti di recupero, tra il tempo perso dal portiere, qualche falli, gente a terra così, penso che era normale. Tra l'altro abbiamo più avuto, perché qualcuno si è lamentato, gli hanno dato i minuti di recupero per farli recuperare per forza. Onestamente il Napoli poi segna al 96esimo, se non sbaglio, fatemi controllare, non voglio mai dire stupidaggini, il 2 lo fa esatto al 96, si continua fino a 111, avete continuato per farli pareggiare di nuovo,
e stava pure succedendo, perché poi di Meret non abbiamo parlato, o meglio ne abbiamo parlato nei vari momenti, non specificamente. Fa una grande parata, fa un grande intervento Neres a disturbare, come quello là di Lobotka, quindi non lo fa tirare proprio tranquillamente da solo. Grande parata di Meret, e poi c'è quel colpo di testa di Lorenzo che ho notato poi dopo. Di Lorenzo fa una palombel perché gli capita proprio addosso, stava mettendo nel set. Tragedia incredibile. Bravo Valentino. Sapete che è la cosa mia preferita di quando Politano va a crossare col destro. Neres lo fa abitualmente senza problemi. Non lo voglio chiamare ambidestro perché non mi sembra il caso, però lo scopriremo se lo è. Rispetto agli highlights vediamo che ogni tanto lui tira anche col destro, non disdegna, c'ha una tecnica, c'ha una coordinazione corpo pallone importante veramente, ed è bellissima, e chissà se un giorno avremo il piacere di vederli anche dall'inizio, perché tu magari se parti dall'inizio a forze fresche con Kvara e Neres direttamente in campo è capace pure che la sblocchi subito, e sono gli avversari che ti devono un po' inseguire, senza dover arrivare a patema d'animo. Allora, McDonald esterno a destra, se non è ottimo come mediano ma è bravo negli inserimenti, guarda, come descrizione delle caratteristiche ci può stare. Poi ovviamente dipende dalle attitudini dei giocatori, alcuni sono malleabili, li puoi trasformare. L'idea che io mi porto dietro è sempre quella là, perché parliamo anche dell'allenatore che ha. Alcuni allenatori sono più bravi a convincere i giocatori e a insegnare cose nuove. Conte, io ricordo sempre quello che ha fatto con Perisic, che era a tutti gli effetti un attacco. Ecco perché si parla di Politano, si parla di Ngong, eccetera, eccetera. Però Perisic aveva un vantaggio assurdo, oltre ad avere un fisico potente, un fisico resistente, ecco, la resistenza, la qualità di Insigne, ve la ricordate, la resistenza. Uno abituato ad andare di testa, gran colpo di testa, un attaccante vero, e molto ambidestro. Perisic, il vero ambidestro come Zielinski, forse ancora più di Zielinski, forse come Verdi. Perisic l'abbiamo visto tirare anche dei rigori, uno con un piede e uno con l'altro. Quindi Perisic sulla fascia, molto ambidestro, lo fa diventare proprio un terzino. Chissà se Conte vuole prendersi qualche sfizio, però il problema è che tu l'hai preso per fare il centrocampista, perché se poi questo lo fai diventare esterno destro, ritorniamo che non abbiamo centrocampisti e resta solamente Gilmour, e quindi non si può fare. Vedi, è importante la live, perché voi mi date degli spunti, mi fate riflettere, poi mentre vi racconto la mia riflessione mi rendo conto che non si può fare, perché scopriamo di nuovo il centrocampo. Nessuno comunque ha parlato del fatto che abbiamo tenuto Ngong e Foloruncio, che ne pensi? No, è come nessuno ne ha parlato. Stiamo parlando da 1 ora e 17, assolutamente. Penso che Ngong avrà poco spazio e mi dispiace. Penso che è grande amico di Kvara e quindi al di là di tutto è bene non aver tolto un altro amichetto a Kvara, che sono diventate molto amici. E la questione Foloruncio è una questione delicata che non capiamo, che non abbiamo capito bene, e che tecnicamente sarebbe un ottimo jolly da utilizzare. Ngong, quando arriva Neres con Politano sempre in campo, è difficile. Te lo potevi giocare come attaccante, ma c'hai Simeone, c'hai Raspadori e non c'è proprio spazio. Al massimo te lo puoi reinventare vice Kvara, nel senso che se Kvara non è disponibile, Neres gioca anche a sinistra, quindi sposti Neres da quella parte e c'hai Ngong e Politano dall'altra. È un po' di abbondanza che non fa male. È un peccato, perché era l'unico acquisto dell'anno scorso che aveva anche funzionato per quanto mi riguarda. Quindi hai voluto fare qualcosa in più là, quando forse avevi un pochino più di esigenza in altri ruoli, vedi la difesa, vedi gli esterni, però le opportunità di mercato queste sono state evidentemente, e si è preferito, o le richieste di Conte sono state queste: dammi un po' di qualità sulla tre quarti, se no qua in porta non ci arriviamo. E allora in questo momento ha pagato, perché finora ha pagato, con Neres già 2 assist, insomma, bene.
Qualche giornalista nelle conferenze post ha chiesto a Conte di Foloruscio, mi sono perso la domanda. No, in generale però gli hanno chiesto dei reintegri, se un buon padre di famiglia può fare qualche giocatore reintegrato, e Conte è stato inamovibile, ha detto no, ha detto questa è la squadra, questo è il gruppo. E quando dice così, è vero che noi ragioniamo sulle liste, ma ragioniamo anche su quelli che tu ti sei portato in panchina, e Foloruscio non c'era. Quindi credo proprio che lui l'ha ripetuto Conte, avete visto che in panchina non avevo nessuno e dovevo fare con Lobotka che chissà senza sostituti, quindi vuol dire che lui non lo considera proprio parte del gruppo, è nella rosa ma non è integrato, e questo è quanto. Ragazzi, fatemi mandare il link, non lo so se ci può venire a salutare, lo spero, al buon Guido, che è tanto tempo che ovviamente le estati sono sempre lavorative, e vediamo se riusciamo a fare la sorpresa. Datemi un po' di tempo però, perché fare tutto in diretta ha i suoi tempi tecnici, ed eccolo qua, vediamo se si può fare, lui non... altrimenti poi tra qualche minuto lanciamo il link anche a tutti gli amici bellini che vorranno intervenire. Sono col tir direzione Udine, grazie della compagnia. Ciro, mi fa piacere di pazzi, ascolta, non guardare, questo può essere anche un podcast, una forma di podcast. Bene, tieniti sveglio, perché so che è un lavoro tosto. Io per la musica spesso mi trovo a guidare tanto, e ogni tanto devo, anche se non c'è il caffè, anche se devo interrompere la guida, perché sennò, quindi mi fa piacere di tenerti compagnia. Ogni tanto faccio pure un allucco, tu stai sicuramente così, ma per dare quella scossa. Hermoso 3,5, 3,5 si poteva fare, secondo me 3,5 si poteva fare, però se Zerbini può togliere il posto sulla fascia, Giannoli era titolare, e mezzo d'accordo, nel senso, Giuseppe, io non l'avrei venduto Zanò. Non lo so se lì è stata una scelta, non credo che sia stata una scelta di Conte, io credo che lì sia stata il fatto che il Napoli ha fatto l'acquisto Mazzocchi l'anno scorso, e quindi difficile poi da ripiazzare, e lo compri subito, lo cedi a metà da gennaio, una situazione complicata, mentre Zanoli un po' di richiesta ce l'aveva, e allora probabilmente tu hai pensato perché quanto l'hai pagato Mazzocchi? 1, Zanoli l'hai venduto a 6, quindi per me Zanoli era titolare. Nella mia idea, non lo so, Conte magari odiava Zanoli con le sue caratteristiche, adorava Mazzocchi, però la vedo difficile. Quindi Zerbin non rappresenta il mio esterno preferito così, però non è tanto peggio di Mazzocchi, secondo me, onestamente. L'ho buttata lì così. Certo, lo Spinazzola al massimo della forma, mi tengo sempre Spinazzola. Un Olivera che sul pezzo fa valere il fisico, sicuramente mi tengo Olivera, che si può avvicinare al famoso gol di testa che secondo me ha nelle sue corde, li può fare. Zerbin ti può garantire di più il su e giù con generosità, per ovviare ad altre mancanze. Secondo te, quando Marin sarà pronto, a chi prenderà il posto? Il robot di Lorenzo o Rachmani? Rachmani senza dubbio, però io non credo che sarà pronto. Mi dispiace dirlo. Di Lorenzo è diventato centrale perché si è capito che tatticamente serve a Conte il braccetto che accompagna per non stare in inferiorità numerica. Rachmani lo può fare benissimo, però se sposti poi Di Lorenzo in avanti, ma secondo me Conte ha deciso che gli piace così. Il problema è sempre lì, come lo sposti questa coperta. Questo è il meno peggio che in questo momento Conte ha individuato. Secondo me Marin arriverà il suo momento quando ci sarà una squalifica o un infortunio, altrimenti non credo che così. Speriamo che magari fa una crescita nell'allenamento, con l'ambientamento e tutto, però secondo me un po' acerbo lo è. Conte ce l'ha detto. Leggi immediatamente il post di Romano. Ma è un post di adesso?
and we go, che noi abbiamo avuto notizie e cose varie. Fabrizio è il primo che esce, ovviamente. Un minuto. The break clause, fammi capire. The break clause immagino che sia la clausola rescissoria per gennaio, rivelata presto, earlier tonight, confermata. Victor Osimhen potrebbe lasciare Galatasaray in 4 mesi. Decisione al giocatore: if he receives specific proposal, ma Galatasaray will receive a fee in exchange. Cioè praticamente il giocatore decide se riceve un'offerta di potersene andare e il Galatasaray riceve dei soldi in cambio. Perché il Galatasaray vi riceve dei soldi in cambio? Perché tu stai prendendo un giocatore in prestito e devi avere un indennizzo se poi te lo tolgono a gennaio. Però poi non prende niente il Napoli. O si divide, cioè loro prendono... Non è chiarissimo in questo momento. Se voi avete delle decisioni, cioè avete capito meglio quello che aveva detto, perché poi il suo inglese non è perfetto, se vogliamo. Clausola di controlivalsa. No, è perché non capisco, andate a leggere pure voi, non c'è qua la traduzione, perché giustamente dici tu stai in America, il tweet è in inglese, che ti devo tradurre. Non ho capito a chi dovrebbero andare poi questi soldi, perché con chi devi trattare? Con il Galatasaray? No, devi trattare con il Napoli, perché il Galatasaray non dovrebbe avere potere contrattuale se lo prende solo in prestito. Quindi sì, o si tratta di percentuali. Il parcheggiatore abusivo. No, ma è strana questa cosa qua. Bisogna trovare un Gardi che lo piazzi a titolo definitivo con calendar, restano solo le forse è tipo una percentuale, prenderà la percentuale magari legata allo stipendio. Matteo, Rai 1 live, il time out diventa ban. Io non devo mai bannare nessuno per gli insulti e per le cose, ma alle volte lo spam è più fastidioso degli insulti. E quindi il Galatasaray recupera i soldi degli stipendi pagati. Se è così ha senso per loro, ma poi devono pagare a noi. Cioè, se tu fai la clausola per uscirtene a gennaio, cioè a gennaio Osimhen va sul mercato. Passiamo questa ipotesi, va sul mercato. Mettiamo che Osimhen ha spaccato le porte in Turchia, che ha fatto già una quindicina di gol, le squadre si svegliano e dicono questa è una testa calda, però mamma mia che qualità, che grande colpo di testa, così andiamoci a prendere questo rischio. Fanno un'offerta al Napoli 30, 40, 50, 60 o 70, 80, 90, 100 vanno al Napoli, perché è il Napoli che deve decidere, visto che si tratta, o se c'è la clausola, si parlava di 75, versano i 75 al Napoli, c'è un indennizzo per il Galatasaray che riceve dei soldi così. Quindi da chi devono uscire questi soldi? Dalla clausola del Napoli? Cioè il Napoli che deve darli al Galatasaray, o quello che si compra Osimhen pagando la clausola poi deve pagare anche il Galatasaray? È un po' fantasioso, è un po' complicata, ma è una soluzione win che vincono tutti. Senza dubbio, ragazzi, si deve risolvere questa situazione e ripeto, al di là di quelle che sono le cose economiche, dei soldi che si risparmiano, dei soldi che non escono, spogliatoio tranquillo, la presenza, già ci stanno troppi che parlano a sproposito, così, spogliatoio tranquillissimo, è un gruppo che si sta creando, ci sono molti nuovi che possono avere un peso sullo spogliatoio, i vecchi devono trovare conforto nelle facce nuove e non possono vedere una presenza che è scontento, che manda storie su Instagram con musica strana che non si capisce. C'è uno che aveva scritto su Twix: fatemi sapere se non è una macumba nei nostri confronti questa musica, che poi Osimhen ha postato una storia tutto schermo nero solamente con una musichetta, non ho capito che tipo di cosa è, però sicuramente è in viaggio e andiamo a vedere. Osimhen stesso dovrebbe pagarle, sarebbe la cosa più logica. Si tratterà di una percentuale di indennizzo per la diseconomia, a non averlo nel resto della stagione.
Ma Lukaku secondo voi sarà sempre così forte fino a 34 anni? Al Napoli l'anno prossimo doveva già prendere un altro attaccante? È una domanda legittima, caro Alessandro. Speriamo che, insomma, visto il livello del campionato italiano, fatemelo dire senza che nessuno si offenda, un Giroud più in là con gli anni ti vale comunque quello che ti vale. Anche uno Dzeko all'Inter valeva anche più in là con gli anni, e probabilmente anche Lukaku può dire la sua a 31, 32, magari a 33 comincia ad avere un pochino di essere un po' più pesante, un giocatore che fa tutto sul suo fisico, e il Napoli ha scelto di dare una scossa importante quest'anno per rimetterci in pari con le altre squadre a livello di introiti, perché non abbiamo il fatturato. L'unico modo per fare fatturato è stare in Champions, perché poi attira anche altri sponsor eccetera eccetera, o il player trading, quindi i giocatori che funzionano e li vendi. Purtroppo non cresce in altro modo il fatturato. Abbiamo deciso in questo momento il tuo fatturato deve crescere l'anno prossimo con la Champions. Lukaku serve Lukaku e pide a Lukaku. Questo è stato il ragionamento, e quindi la Champions diventa quasi obbligatoria. Quasi obbligatoria. Ma avete ascoltato Corona su Di Lorenzo? E perché avrebbe... sì, Vincenzo, sì, però non... è un argomento che non vorrei toccare. Anche quello, perché ricordi che si parlava di Lorenzo, ma si parlava in altri termini per quanto riguarda la famiglia, cose personali. Purtroppo appresso a Corona non ci voglio andare, non voglio alimentarlo nemmeno. Non mi va perché non lo so e non posso commentare cose assolutamente che non so. Secondo te Hummels è un esterno destro svincolato? Si può ancora arrivare con il prestito di Osi? No, Wagyu, ancora le liste dobbiamo cacciare, cioè non abbiamo le liste sono finiti i calciatori, non possono entrare le liste, faccio un video sulle liste, non c'è spazio. Abbiamo messo Mario Rui e Osimhen fuori rosa, non c'è spazio, non ci sono le liste, la volete finire? È chiuso il calciomercato, è chiuso, possono uscire perché gli altri calciomercati sono aperti, l'Arabia, la Turchia eccetera eccetera. Le liste, mi scusi signor Pasticcini, mi scusi, Rai 1. Evitiamo di prestare attenzione. Sì, sono d'accordo con Peppe. A proposito di Peppe, poi non significa che deve entrare per forza Peppe, ma lancio il link nel canale Telegram, che è quello aperto a tutti. Quindi chi è su Telegram e è iscritto al canale Telegram, che trovate in basso in descrizione, è dove io lancio le notifiche, dove ogni tanto faccio qualche non lo sto facendo da tanto tempo, ma dove posso fare dei contenuti iper brevi che non sono così. Quindi non è solamente per gli abbonati che stanno nel mio cuore, ma nell'azzurro fluido, canale list, lancio il link per chiunque voglia entrare per un saluto. Poi già lo so, non salutate e ve ne andate, rimanete, perché di solito così funziona. Rimanete, ognuno si accavalla, io poi mi scoccio e chiudo la live. Ma non è perché mi scoccio e chiudo la live, ma perché a un certo punto me ne devo andare. Non si possono fare 110 conferenze all'anno, e invece le live, come vedi, caro amico mio, abbiamo fatto un po' di Parma, abbiamo parlato. È chiaro che però gli altri argomenti, quello di Osi è preminente, quindi l'analisi tattica continuo a rimandarvela sempre che non escano altre. You sai 4-2-3-1 la squadra al completo. Sono d'accordo, John Cena, sono d'accordissimo. Abbiamo fatto questo calcolo, l'ho scritto, il gioco delle coppie l'ho scritto su Twix. Col 4-2-3-1 è perfetto, ti trovi tutti i terzini, ti trovi tutti i mediani e tutti i trequartisti, è proprio perfetto, e ti ritrovi anche Foloruncio Jolly. Non ce l'ho perché non fumo. Sì, posso fare... con o senza microfono, perché poi ecco. Mi senti, Vale? Ti sento, Nick.
Ah, ok, si era un po' impapocchiato il telefono. Sono Batman, no, ma sono in macchina. Signore della notte, come stai? Bene, bene. La notizia mi rasserena. Se va tutto in porto, secondo me è un'ottima cosa questa cosa di Osimhen. Sì, certo. Allora, devo dire che sul momento tutti quanti ci siamo esaltati perché non ce lo aspettavamo, no? Subito io ho visto delle immagini della copertina di Wolf of Wall Street con De Laurentiis al posto di DiCaprio. No, nel senso che glielo messo in quel poi Calenda lo voleva fregare invece De Laurentiis, il lupo di Posillipo. È stato bello, però devo ammettere che anche questa è una scommessa, perché tu stai mettendo in conto che Osimhen fa fino a gennaio fa 15 gol. Che spacca. No, è una scommessa, perché tu dici vabbè, il campionato turco, quello Osimhen speriamo. Però per il momento era la cosa migliore che tu potessi fare, senza alcun dubbio. Poi ci sarebbero anche un sacco di cose da dire sulla partita, perché io sto vedendo troppe, come al solito, anche l'ultima live dove mi hai ospitato, e ti ringrazio. Avevo detto che c'erano state troppe oscillazioni estreme, si è passato da vincere lo scudetto, poi di nuovo decimi, poi dopo Bologna esaltazione, mo adesso già un po' più. Però anch'io ho avuto molte cose da dire anche dal punto di vista tattico. Non so se hai notato anche tu il comportamento dei nuovi rispetto al blocco vecchio. Dimmi. Allora, in particolare quello che hai analizzato tu nelle slide, la fase di prima pressione, ovviamente Pecchia come la prepara, fa il 5-0-5 pioliano, quindi che poi è una cosa negativa che però ci ha messo in difficoltà in questo caso. Vabbè, ma guarda che Pioli non è che giocava per perdere, il grande problema di Pioli è che giocava con la difesa alta sia contro il Paris Saint-Germain sia contro il Sassuolo. Quindi alcune partite le vinci, alcune partite le perdi. Chiaramente linea a centrocampo contro Mbappé, Dembélé e Colomoni, sei un po' Pioli. Comunque, dicevo, che cosa succede? Buonasera. Ciao a tutti. Io ho notato una cosa, che quando ovviamente il Parma riusciva a passare la prima linea di pressione, i difensori chiaramente devono uscire sui ricevitori di palla. Io una cosa che ho notato è che il 90% della difesa, tranne 2 persone, aveva come primo istinto quello di scappare all'indietro. Tranne 2 persone. Il primo è Lobotka, che ha un'intelligenza calcistica insomma, è un professore di cattedra, e l'altro chi è? Alessandro Buongiorno. Buongiorno. Quindi questo è il problema e la soluzione. Il problema qual è? Conte in conferenza stampa, no, noi stiamo cercando di passare alle spalle. Questi sono ancora traumatizzati. E guarda caso, tutti quelli che sono scappati all'indietro erano tutti presenti alla stagione dell'ignobile triumvirato. Sì. Più filosofica. Buongiorno è stato l'unico. Poi loro, quando si sono accorti, sono tornati in avanti, ma avevi già concesso quel metro. Buongiorno è stato l'unico che ha avuto come primo pensiero quello di andare ad attaccare forte sull'uomo. Perché? Perché Buongiorno ha la testa libera. Ora io non credo che Conte abbia detto alla squadra di scappare dietro. Tu puoi scappare a palla scoperta per non poi farti imbucare, però almeno uno deve rompere la linea, perché altrimenti li lasci arrivare fino in aria. Dico in generale, io dico quando c'è un passaggio sul piede, cioè sull'attaccante spalle alla porta. Devi andare a fare muro. Questo non ha sempre fatto sventagliate sulle scene, cercava Bonni, tu devi uscire. L'unico è stato Buongiorno, e Lobotka copriva il suo uomo, chiaramente, perché Lobotka è sempre molto freddo e razionale. Quindi questo è una cosa che fa riflettere, perché gli altri difensori hanno questa paura inconscia che se noi prendiamo gol non riusciamo a recuperare. È una cosa che mi ha scioccato veramente.
non esagero quando dico che mi ha scioccato e l'importanza dei nuovi, quindi anche sui giudizi del centrocampo, io voglio vedere questo centrocampo a 2 se funziona. Io lo voglio vedere quando McTominay e Gilmour si giocano il posto con gli altri 2. Lo posso giudicare adesso. Capisci che ti voglio dire? Soprattutto io partiamo dal presupposto che io non difenderò Conte a spada tratta, perché dobbiamo essere onesti. Quando fa degli errori, quelli sono oneri e meriti. Quando il Napoli fa degli errori dal punto di vista della preparazione della partita, noi lo diremo. Ha avuto dei meriti in questa partita, perché la gestione nervosa del gruppo dopo l'espulsione del portiere è una cosa difficilissima. Lui ci è riuscito, ci sono stati i primi 10 minuti dove sono impazziti tutti. Dopo 10 minuti lui è riuscito a riprendere le redini, però io una cosa la voglio dire, e poi chiudo. Io in questo preciso momento, dove c'è ancora questa paura inconscia nello zoccolo duro del gruppo, io non posso non tenerne conto. Ciao Tore. Come faccio io a non tenere conto di questa cosa nella valutazione di Conte? Non diamo alibi a Conte, ok, lui sbaglierà, ma io come faccio a non tenere conto di questo? Ci sta. Lui percepisce, infatti se lo vedi nell'intervista Conte sta come un pazzo, lui percepisce che aleggia ancora quel fantasma. Quindi io dico a tutti i secondo postisti, non ci scudetto, però secondo posto. L'ha detto anche Conte. Quest'anno c'è da soffrire, ragazzi, noi soffriremo come dei cani. Se si vince col Venezia si deve esultare tantissimo. Bravi, se Conte ha centrato il nocciolo della questione, come al solito. Quindi il punto qual è? Noi mai come quest'anno dobbiamo essere uniti e analitici. Come dice sempre Valerio, questi leggono tutto. Allora guai in una stagione così delicata dal punto di vista nervoso fare demagogia e piscitellismo, che là siamo proprio nel costo totale. Lascio la parola agli altri, grazie. Oh, abbiamo perso Alessandro Borghese. Si chiama Alessandro Borghese, penso di sì. No, perché Nick è diventato ufficialmente Nino Daniele, continuano a dirlo. Nino Daniele, sì. E Tore è Borghese. Maurizio, come stai? Vorrei dire il vecchio Pino, al posto di Sara non piangere, Michele non piangere. Michele, che vogliamo fare? Allora, io per rispondere a Valerio sto benissimo, sicuramente meglio della settimana scorsa. Io non voglio essere un risultatriste, ma credo che questa vittoria era molto importante, perché anche se siamo all'inizio del campionato c'era bisogno proprio nello spirito della squadra costruire, a dire ok, ce la possiamo fare, no? Perché dopo il Verona c'era una grande nuvola sopra di noi, insomma. Caspita. E poi per riprendere sul concetto di Nick, dire, non so se voi vi ricordate l'anno scorso quel tifoso che prese all'Instrom e incominciò a dire tu devi passare la palla così, devi fare così. Quindi questi giocatori che tornano indietro hanno le loro ragioni, diciamo, perché a un certo punto non si è capito più nulla l'anno scorso. No? E secondo me, Valerio, il calcolo della perdita ai guadagni di Osimhen, per riagganciarci a quello che diceva in chat, io credo che sia quasi impossibile calcolare ad oggi qual è l'impatto. Io credo che abbiano preso in perdita questi 30 milioni o 40 milioni, insomma, di disavanzo, e se riescono a recuperare qualsiasi cosa, bene, se no ci siamo spesi i soldi che ci siamo guadagnati dalla Champions League l'anno passato. Esatto. Io la vedo proprio così. Amici, dovete darmi una mano, perché stanno dicendo che Tore assomiglia a Victor Slazzi. Lo sapevo che geniale, identico. Stanno impazzendo, quindi dovevo per forza ma quando fa la recensione di un film che non gli piace, parla degli anelli del potere, per favore. E invece Tore non sta fumando, ma se lo sta bevendo un whischettino. Sì.
No, è bene, è per roba più leggera, ma è in onore di Criscitillo, capito? Bravo. Prendi un vino bianco dell'Irpinia e... No, attualmente questo è un Lambrusco bianco. Strano, è un Lambrusco bianco. Beh, effettivamente. Bravi. Comunque, brinda anche per Neres che ci ha fatto vincere la partita. Non me ne voglia Lukaku, che mi ha fatto molto piacere che ha segnato, però ce l'ha fatta vincere Neres. Io. Siamo onesti. No, finalmente, guarda, finalmente vedo uno che mette dei cross bene. Ma proprio bene. Da quanto tempo non vedevo uno che metteva dei cross così? Ma uno che non si mette paura di entrare in area. Perché questo è un altro discorso. Vabbè, no, Politano ogni tanto ci prova, però col suo piede Politano è portato a fare sempre lo stesso movimento così. Neres è proprio un altro pianeta proprio. Cioè... Allora, Politano è più altalenante nei cross riusciti. Politano, c'è una differenza sostanziale nei due giocatori, che Politano è uno che esegue. Politano si allena come un matto ed esegue quello per cui si allena. Neres è un creativo. Chiaramente è un altro tipo di giocatore. Però perché noi parliamo di qualità? La qualità non è solo toccare il pallone tante volte, penso che Giuseppe conferma, non è solo toccare il pallone tante volte, la qualità è fare il movimento giusto, mettersi interpretare gli spazi, fare il passaggio teso sul piede, mettere il cross anche col destro, quella è qualità. Ci sono tante voci sotto il nome di qualità. Si parla di dominio palla, Neres ha un discorso di dominio palla. Ma perché ti sei Lukaku che galleggia sulla linea del fuorigioco? Quella non è qualità, quella pure è qualità. La qualità non deve tante voci, dico, tante voci per quanto riguarda il dominio palla. Lui, cioè, la qualità. Sentono i rumori? Sirene. Vanno a prendere quelli che vogliono inserire i giocatori nelle liste che non c'è posto. No, sta niente a pigliare Criscitil. Come etilico da troppo spumante. Si sentono per caso i rumori delle ambulanze inglesi? Poco. Giusto un po'? Sì. Potentissima. I rumori! Come stai? Bene, ragazzi, ho detto a posto, mi sentite? Sente? Sì. No, siete bene. No, bene, sono contenta che il Napoli mi ha fatto il regalo di compleanno anticipato a questa partenza. Io sì. Auguri! Sì, no, ci vuole ancora tempo, però quasi una settimana prima. Grazie. No, ci voleva, ragazzi, che stava diventando veramente... Oddio, in realtà ormai il Napoli il rischio se l'era preso, quindi la situazione era, diciamo, quasi statica. Però se riesci a trovare una soluzione e comunque ti levi l'ingaggio da mezzo, secondo me è un'ottima operazione. Pure da un punto di vista del gruppo, come avevi detto tu prima, Vale. Tra l'altro sulla situazione del penso del gol di Anghissà c'era Lukaku che lo stava facendo volare nell'iperuranio a Neres, non so se avete visto. Oh, bellissimo. L'ho ripostata subito, anche perché ha dato un petto e è finito in braccio a Starace Neres. Sì. Scena, Neres sembra Edu Vargas perché col numero 7 dell'epoca di Edu Vargas, questo è proprio per fortuna ha fatto un rimbalzo meraviglioso, cioè proprio bello. Troppo forte. Ha fatto tornare al Benfica. Senti Giuseppe, anche tu come stai? Tutto bene, mi sentite bene? Che prima dicevate che mi sentivate un po' basso. No, bene. Abbiamo dato le somiglianze a tutti, tu sei a Ciro, non ce lo ricordiamo, e ognuno si prenda le sue responsabilità. Magari così a Ciro. No, tutto bene. Mi sono, diciamo, perso qualche anno di vita. Purtroppo l'ho vista su un telefono perché ero a casa di un amico laziale che vedeva la partita con un amico milanista. E quindi io ho ridotto a vedere la partita sul telefono. Perché era 33% contro il 66% e quindi hai dovuto soccombere. Sì, giustamente era a casa del laziale, quindi giustamente si vede la partita della Lazio. Però almeno gli ultimi minuti l'ho visti alla televisione perché è finita dopo. Ma già, quindi i minuti importanti. Sì, gli ultimi 3-4 minuti. Probabilmente il gol di Anghissano l'ho visto sempre al telefono, però vabbè, cambia poco. Il discorso è stato comunque tanta adrenalina e tanti anni di vita persi, perché poi
Io sono del parere che quella partita, se non ci fosse stata l'espulsione, noi avremmo non la fatto prendi molta più. fatica per prenderla. Avremmo fatto veramente molta No, fatica no, di ma prenderla, perché il Parma, complimenti al Parma, hanno fatto una Il partita Parma ha Parma fatto è una una grande gran bella partita, secondo squadra. me. Cioè, Conte Il aveva Parma è ragione, una aveva gran bella individuato tutti i squadra punti di che forza e il Parma ha fatto proprio la partita precisa come l'aveva descritta Conte. Cioè, si vede No, che il sono molto Parma c'aveva organizzati, poi si vede che avendo Pecchia da diversi anni, cioè, il gruppo c'è, le idee ci sono. Alla fine non è che devi per forza avere chissà quali nomi in campo, se le idee funzionano, il gruppo le mette in pratica, Esattamente. poi gira tutto bene, secondo me. No, ma poi era anche una questione No, ma- di caratteristiche, perché il Bologna era esattamente era la partita perfetta per Conte, cioè italiano che lascia sempre tanti spazi, anche Sì. lì molta disorganizzazione sulla linea in ripartenza, e lì Conte ci va a nozze, no? Se avesse avuto una squadra un po' più organizzata gliene faceva 6 al Bologna italiano, però Sì. noi in vari momenti della partita in ripartenza abbiamo passeggiato. Quara si è messo a fare le serpentine in campo aperto, non gli puoi lasciare tutto quello. Parma era compattissimo. Sì, sì. Sì, faceva queste due linee belle strette da 4 e poi c'era l'1-1 davanti. No, vabbè, veramente una squadra quadrata, veramente una squadra quadrata, allenata bene, che si vede che è allenata bene da ormai 3 anni. Poi Pecchia è vicino delle parti intorno a me, sta a una trentina di chilometri da me, di Lenola. Sta a Sermonia, quindi siamo vicini. L'ho visto a giugno alla Dina. Centravanti. Ci dicono in chat di salutare Achille. Sì, di Bonni, il loro centravanti. Bonni, io ritengo che sia veramente veramente bravo, ma già dall'anno scorso. Vabbè, io del Parma sono innamorato perso di Bernabé. Sono innamorato perso di Bernabé. Secondo me primo tempo no, Pecchia da Lenola, Bernabé, dicevo, il tiro dalla distanza che ci è arrivato un paio di volte da fuori dell'area, e uno è arrivato molto molto vicino al palo. Sì. No, è veramente bravo, veramente Comunque la qualità ce l'hanno, anche Manna a me piace molto, è veramente un bel giocatore. Poi mettici comunque ieri abbiamo pressato tutti eravamo costantemente tutti storti, cioè veramente io non lo so, probabilmente mi hanno sentito anche a Parma contro Anghissà, è stata veramente una cosa allucinante. Pecchia era della primavera del Napoli, o sbaglio? Per le liste non occupa un posto vivaio. Non lo so se era della primavera. Ha fatto no, mi sembra di no, era il secondo a Benitez, se non sbaglio. No, era il secondo di Benitez, poi l'ha seguito a Madrid e poi si è ad allenare. No, io penso che la domanda è primavera, quando giocava. Ah, non lo so. No. Non lo so, dobbiamo chiedere a quelli che l'hanno visto. Non mi pare fosse Primavera Napoli quando giocava. E allora occupa un posto in lista e non non va bene. È over poi. Oh, ma prima c'era un invasato che urlava sulle liste, non so se l'avete visto qua. Io. C'era il rigore per il Parma. Sì. Valentina sì. Tore? Rigore per il Parma? Secondo me no. Cioè, se lo vai ad analizzare probabilmente no, cioè, non so se l'avete detto. Ma... L'ho visto un pochettino troppo, come dire, andante. La propenso alla caduta. Se guardiamo ragazzi, queste cose qua non ne capisco tanto, però il regolamento chiama il rigore in quel caso. Sì, perciò ti dico, cioè, se lo guardi, diciamo, un po'... Vabbè, certo, un po' con le nuove regole. No, vabbè, con le nuove regole sì, per me non è rigore nemmeno quello di Simeone, contatti troppo lievi, e non c'è stato, nel caso di Bonni, no, era Bonni sì? Non c'è stato un chiaro sbilanciamento di Meret sul giocatore, cioè Bonni muore molto prima che la gamba vada a contatto. Infatti anche quello di Simeone. Io seguo le altre, cioè io vedo la Premier, cioè in Premier League non avrebbero neanche dato l'espulsione, ve lo dico.
portiere del Parma. Cioè, vabbè, ma succedono cose strane in Premier, non so se avete in visto. Premier si vedono delle cose alle volte proprio non fischiano proprio la cosa Oddio, in Premier a volte fanno delle ingiustizie simili. È successa una cosa qualche volta capita, non sempre. Domenica. Ragazzi, però però questo stavo dicendo, nell'ultima partita dell'Arsenal Rice è stato buttato fuori. Bravissima. Io non è allucinante. Ha preso un calcione allucinante, l'altro non è stato ammonito ed è stato espulso lui perché con la punta ha spostato il pallone ed era già ammonito. Sì, veramente assurdo. Nel frattempo però abbiamo risolto secondo me una cosa, perché mentre Nick diceva non sono rigori nessuno di tutti e due, qualcuno dice rigori assegnati e non erano corretti, io penso che erano rigori entrambi, cioè possiamo dire che almeno nell'ugualità del giudizio, come si dice? Unanimità? Uniformità, esatto. Uniformità. Cioè, se mi dai uno, mi dai anche l'altro, perché sono abbastanza equiparabili. Il concetto è quello, perché sono due rigori identici a livello di entità di contatto. Esatto. Quindi quello su Bonni devi dare quello di Simeone. Per quanto io avessero dato quello di Simeone, avrei detto non c'erano entrambi, non me ne frega niente a me. Vabbè, però possiamo dire che siamo eterogenei nel giudizio, c'è chi la pensa in un modo. Allora, in termini di regolamento, da come avete detto, è rigore. Cioè, perché giustamente Meret va fuori tempo. Sì. A me quello che dà fastidio è l'accentuare della caduta da parte di Bonni, perché lui si vede che ha già la punta del piede, cioè si vede proprio che il collo del piede è rivolto verso terra, cioè quindi già in caduta. Prima il piede sinistro ha la gamba sull'asfalto. Sì. Ok che Meret va fuori tempo, però allora, in termini regolamentari c'è, però forse a livello situazionale non lo so se c'è. Però poi a questo punto è dovuto tutto dovuto alla difficoltà di interpretazione del regolamento. Invece per il rigore del Napoli il discorso è un attimo diverso, perché lì c'è questo contatto che vedo o non vedo, perché neanche dal VAR si capisce chi tocca prima e cosa tocca. Quindi in teoria, sempre in termini di regolamento, quando l'immagine non è chiara dovrebbe rimanere la decisione di campo. Esatto, questa è la cosa che poi però da un lato l'immagine non è proprio che è chiarissima, ma a me sembra che io non lo darei, perché per me è un po' poco, è un po' troppo poco, però se dobbiamo attenerci al regolamento dovrebbero darlo, perché la decisione di campo prevedeva quello e non ci sono immagini chiare che possano chiarire la dinamica. Non è evidente pure, non ci sono le immagini. Esatto. Chiarissimo. Ragazzi, devo fare una piccola parentesi per chiarire sul rigore di Suzuki, perché ne ho lette veramente troppe, e la cosa che mi fa ridere, Valerio, lo sai qual è? Che tanti hanno fatto delle polemiche, ma non per il fallo, perché loro non sapevano che era doppia punizione. Loro pensavano che fosse un rosso diretto. Esatto. Cosa che io avrei dato, però a regolamento non va. Si può anche ragionare sul fatto che quello andava in porta, e ricordiamo forse che basta l'intenzione del fallo. Però effettivamente Suzuki la palla piena la prende. Poi sullo slancio ovviamente entra col piede a martello, quindi ci sta il giallo, secondo me. È rosso diretto. Però la cosa più interessante, esatto, proprio all'uso, introduciamo anche questa cosa di Raspadori, perché l'ho rivista, là secondo me si sbilancia da solo e lui non chiede, non c'era niente su Raspadori, non c'era nulla, lo stesso Raspadori non chiede proprio nulla. Lucio. No, dicevo, secondo me palla o non palla, un'entrata così è rosso diretto, ma la cosa più interessante al riguardo secondo me l'ha detta Paolo Del Genio. Ha detto meno male che non è stato dato rosso diretto, perché il rosso diretto poteva essere revocato dal VAR, mentre la doppia ammonizione è vincolante, quindi c'è l'espulsione. Questa secondo me è una lettura intelligente. Tutti il resto dei commenti, le teorie del complotto, io non rispondo nemmeno, perché No, ma non è neanche il tifoso del Bar Sport. A me ha fatto arrabbiare che giornalisti, anche abbastanza di nome, di testate, di riviste sportive importanti, hanno travisato, e quella però dal punto di vista arbitrale è una delle chiamate più basilari, cioè gamba alta, vigoria spropositata, cioè
E molti dicono, ma Suzuki è in anticipo. Allora, se l'unico modo che ha il portiere per anticipare l'attaccante è con la gamba alta, non è in anticipo. È molto semplice. No, ma era proprio voluto, nel senso... Perché se fosse stato in anticipo sarebbe potuto intervenire in altra maniera. Esatto, è chiaro, nel mondo del calcio c'è questo equivoco enorme. Anticipo vuol dire che è in vantaggio con il tempo, quindi vuol dire che può operare bene. Se interviene con la gamba vuol dire che sei in ritardo. È anche vero che essendo fuori aria, giustamente le mani non ne poteva usare, però se era in anticipo poteva anche andarci di testa e non col piede ma se a 3 metri se gli scappava la palla, conoscendo le caratteristiche di Nerez, quello era gol. Ah, certo. Cioè, non c'erano proprio dubbi, quindi lui è voluto andare sul sicuro, secondo me. Sì. Non è un portiere di poca esperienza. E poi c'è anche da dire che nelle categorie in cui giocavano prima, insomma, questo tipo di cose si vedono spesso, insomma, gli interventi abbastanza forzati, diciamo. Quindi è stato un incidente, dispiacere per il Parma che gli sia capitata una cosa del genere, però secondo me l'espulsione era dovuta proprio. Cioè. D'altronde io facevo una riflessione e ci stavo pensando, poi non c'è stato modo di dirlo perché non è stato influente, però Conte sta facendo i cambi un po' uno alla volta, sempre un pochino... Ora non lo so, la riflessione che invito tutti a fare è che probabilmente lui si gira e non vede ancora soluzioni, cioè non aveva i 2 centrocampisti, non so se vuole intervenire sulle fasce, entrambe le fasce, perché da subito se si fida di quelli che c'ha poi in panchina, però guarda caso chi poi aveva fatto tutte le sostituzioni ha dovuto mettere un calciatore in porta, e quindi non si è trovato. E siamo andati bene no. Aggiungo questo messaggio di Anto che parla proprio dei portieri e dice: la situazione portieri, vedremo Caprile, in più secondo voi Rafa Marin potrebbe fare il braccetto di Lorenzo esterno in futuro? Sul rigore c'era quello del Parma, sul Marin io ho già risposto e secondo me in futuro, ma proprio in futuro, nel senso che Conte l'ha dichiarato un po' acerbo. Per quanto riguarda Caprile, Coppa Italia, qualche partita qua e là, io non vedo spazio. Ma se tu la divisione l'hai già fatta, cioè se hai scelto Meret per il campionato e Caprile per la Coppa, avrebbe dovuto giocare, no? In teoria. Quindi non capisco. Io ormai con Meret ho l'allergia sistematica, sai quando bevi il vino rosso e diventi tutto rosso in faccia? Io non vedo io poi molte persone ma Meret nei pali è bravo, dai, Meret nei pali è bravo. Ma senti, c'ha pure molto culo, perché voglio dire e questo pure è vero, perché se tu vedi la palla gli è rimbalzata in faccia, non è che dici quanto è stato bravo. È stato però un allenatore che mi allenava una volta mi disse che è un fattore del portiere. È un fattore. Ognuno c'ha la propria sindrome. Il fattore fa parte del calcio. Che poi io su Meret ho sempre avuto opinioni contrastanti, perché vabbè, io ho un amico che fa il portiere a livello semiprofessionistico, spero tra poco a livello professionistico perché se lo sta giocando, che fa il portiere da tanti anni, e lui mi ha detto: allora Meret dal punto di vista tecnico, quindi nel posizionamento, nel levagamba, nella copertura del Meret fa dei movimenti perfetti dal punto di vista proprio come tecnica del portiere, solo che gli errori che ha fatto erano perché lui fa cose che di solito gli riescono, ma secondo me per la paura di prendere gol, per paura della shitstorm, lui si blocca e li fa in ritardo. Perché non è possibile che tu hai fatto, anche, non so se vi ricordate, il primo Meret di Ancelotti che gioca la prima partita della sua vita in Champions League contro il Liverpool, campione d'Europa in carica, Salah gli tira una mina all'incrocio dei pali, quello vola e la prende, poi fa un'altra parata Chamberlain. Ma tra i pali poi, Meret è abbastanza affidabile sulle uscite, solo che secondo me si paralizza certe volte, perché Capini, e lui mi ha detto anche, poi non è che Gesù Cristo, non è che ho parlato con Buffon e Oliver Kahn, però è uno che lo fa,
detto paradossalmente Gollini secondo me è tecnicamente inferiore a Meret, ma ha quell'estrema insicurezza in se stesso che paradossalmente lo aiuta perché ha meno esitazione. Invece Meret è più bravo ma esita di più, perché quelli sono questioni di millisecondi, no? Certo. In qualche non ti sposti, è gol. Mi ha detto questa cosa è una cosa paradossale, che un portiere più forte si blocca e il portiere meno forte tecnicamente sembra molto più forte. Signore, aggiungiamo un dettaglio che ci dice l'amico Emanuele sulla clausola rescissoria di Osimhen, valida per gennaio se arriva un'offerta da 10 squadre da lui scelte, selezionate particolari, il Galatasaray riceve una commissione. Vabbè, poi al di là, questi sono dettagli, cioè che significa da lui 10 squadre da lui scelte? Se arriva un'offerta che non ci piace, non lo devi contrattualizzare le squadre che gli piacciono. Mi sembra che da dove ma mo devono scrivere. Poi Valerio, in caso di cessione a gennaio, una bottiglia di champagne omaggio per Criscitillo. Sì. Fabio Versatile, dove stai? Alle Maldive? Dove cacchio stai? No, sono a casa del mister, te l'ho detto prima. Certo. Sono andato qua. Vedi, guardi, siamo in compagnia, guarda qua, stiamo cenando. Ti devo mettere a Napoli. Sono entrato semplicemente, non so se hai capito il fatto della clausola che sarà attivata a gennaio per Osimhen, non so se ne avete parlato perché non stavo seguendo. C'è proprio il messaggio adesso, capiti a fagiolo. Eccolo qua, dice che Osimhen avrà una clausola rescissoria, mi è arrivato il messaggio, diciamo a gennaio, attivabile, se poi succede che una squadra lo compra, il Galatasaray avrà il 15% dell'intera somma che il Napoli, diciamo, incasserà. Aspetta, 15% da dove esce? Cioè, facciamo il numero semplice in modo tale che non usciamo pazzi. Cioè, arriva una squadra e l'Arsenal vuole pagare 100 milioni. No, perché quello è 75 però facciamo 100 milioni, arriva 75 al Napoli e 15 vanno e il resto vanno a loro, esatto. Quindi su 75, io non sono un matematico, fate voi. Più o meno. E questo diciamo l'inghippo che ha sbloccato la... Finisci Fabio? Questo è l'inghippo che ha sbloccato la trattativa, altrimenti cioè, il Galatasaray non avrebbe mai accettato. Perché lui ha voluto imporre questa clausola di gennaio. Forse non ho capito perché qualcuno Calenda gli aveva promesso che a gennaio andava a giocare forse al posto di Haaland a Manchester City, non lo so, ti chiedo. Assolutamente. Perché è stato talmente bravo in un anno a trovargli il posto fisso Osimhen che sicuramente a gennaio li porterà l'offerta giusta. Il 15% di 130 vuol dire 12,5, ma penso che non parliamo più di 130, ma parliamo di 65. Quindi diciamo rientra tra virgolette di questo mini investimento di quanti sono 4-5 mesi fino a gennaio, ecco qua 6 mesi, capì che non ci vogliono perdere troppo, capì? Quello alla fine è il riassunto. Vabbè, effettivamente poi a loro serviva, diciamo, anche relativamente a breve termine sostituire Icardi, perché ovviamente non so quanto è infortunato. 3 settimane, ma il discorso è che il Galatasaray non fa manco la Champions, è uscita ai playoff, pensano poco. Sì. Notizie fresche, come il pesce che sto mangiando. Aspetta. Ma mi demonetizzano perché era partito il sito dove imparo le canzoni. No, allora, calma. E guarda, insiste. Ancora. Tutto questo per fare... E insiste per controllare che fa bene, vale? E insiste, ma lo sa costui chi siamo noi? Miseria nobiltà. Ma comunque ci sta il 15%, l'importante è che ti levi sto macigno dalla schiena. Esattamente. Bisogna capire pure poi quali sono le condizioni contrattuali. Il Galatasaray prenderebbe e pagherebbe tutto lo stipendio ad Osimhen. Sì, ma meno male. Guarda come si trova, guarda che è bellissima sta cosa. Man creativo veramente diventa il mio eroe. Il 15% di 75 è 11,25, quindi se tu togli 11 da 75 arrivi a quei 64 che volevano dalla RA. Sì. Esattamente.
Quindi bene o male proprio era, cioè loro avevano deciso, signori, 130 non ce li dà nemmeno la madre, cioè, oltretutto in famiglia lui c'ha i problemi suoi, quindi avevano stabilito il minimo che dobbiamo ottenere da questa cosa sono 65 milioni, 64, 60, questa è la cosa, oltre ce ne puoi dare 60, non esiste proprio, facciamo i grandeur, altrimenti, e questa è la soluzione. Se Osimhen scoppia dove deve scoppiare, Nathan esplode, semmai, se esplode, io non capisco una cosa, ma poi Calenda che fa? Lavora gratis, non ci sono commissioni, cioè, ma com'è possibile? Vabbè, questo è un altro discorso. Questa è una bella domanda, però, sai, Maurizio, perché è saltata proprio per questo il Chelsea, perché 5 milioni il Chelsea voleva dare 6, a lui tutto il pacchetto era 9,5 con tutte le commissioni Calenda. Io da quello che ho letto, almeno qua in inglese, dice che si sono presi proprio a male parole, dove quelli del Chelsea hanno detto ad Osimhen pagagliela tu la commissione, allora che vuoi da me? Esattamente, come è giusto che sia, tu e il tuo agente pagagliela tu, ma è normale, così deve essere. E lui si è offeso, non so che ha fatto, ha tirato via il tavolo, è successo cose che non fa mai. Arriviamo praticamente al prezzo di Cavani. Ma va bene così. Va bene così. Però non c'è nessun paragone, perché se Cavani giocasse oggi, altre che clausole di 130. Cavani oggi varrebbe il doppio. Ha ragione Angelucci. Io questo volevo evitare. Il prezzo di Cavani, paragoni, non ce ne usciamo più. Ragazzi, oggi penso non è le ultime no, non è un paragone tra Osimhen e Cavani, piano, nel senso che nei tempi di oggi Cavani quanto magari potesse essere pagato. Una cosa che vi volevo chiedere, perché qua è arrivata una mezza notizia, però non sono riuscito a capirlo, però sembrerebbe, questa è una delle cose che mi interessava di più, è che praticamente a Kvara gli hanno confermato il contratto, è vera questa cosa? 5-8 all'anno, ragazzi, 5-8 all'anno prende Kvara. Io sapevo 5-8. Ragazzi, e lì mi prendo tutta la soddisfazione di questo mondo, perché va proprio automatico. Io sono più tranquillo perché so che gioca con la testa libera. Ti levi l'ingaggio di Osimhen e scatta l'ingaggio di Kvara. Ma hai retto pure, vale, ma hai retto pure con i soldi di Osimhen, cioè, ma lascia non lo dico io, amico sono via, chi l'ha fatto questa. Però guarda, bravo Fabio, vedi Fabio non banale. Non sono io, non è che lo voglio io, è Pastorello che Pastorello. Chi è Valerio? 5-8, adesso non mi ricordo Valerio più Fluido su YouTube. Cerca Azzurro Fluido, un attimo, un po' di sponsorizzazione. Azzurro Fluido su YouTube. Date like. È il mio eroe. Like, Fabio. Sentite, ma 5-8 nella struttura degli stipendi credo che sia uno dei più alti, giusto? Perché Politano è a 6, giusto? No, 6 lordi, la Politano sta tipo a 3-2 mi pare. Penso Lukaku abbia l'ingaggio più alto, no? Giusto così, dai. Giocatore di punta che hai assieme a Lukaku è giusto che prenda di più. E c'ha una clausola, gli hanno messo una clausola da quanto? Questa è una nessuna clausola a Kvara, scriviamolo, non esiste clausola, c'è solo una preferenza, chiamiamola preferenza, un'eventuale offerta del Real Madrid tra 2 o 3 anni. Quindi sembra che si voglia puntare a provare a farlo rimanere almeno un altro pochino. Speriamo. Per 3 anni è giusto che ci provi. Come dicevo oggi in chat, non dica assai, almeno altri 2 anni. Kvara capitano l'anno prossimo. È un'equazione legata alla qualificazione Champions, ragazzi, perché questo sì, sicuramente. No, più di 2 anni, se Kvara si conferma a questi livelli, poi diventa impossibile. Kvara capitano. Ma sì, anche perché fra 2 anni ne avrà 25, sarà proprio nel pieno della maturazione, proprio nella sua evoluzione. Azzurro fluido. Ogni volta che lo dici diventi il protagonista assoluto al centro della...
Ragazzi, comunque io me lo augurerei con tutto il cuore, la permanenza di Clara. Me l'augurerei con tutto il cuore. Valerio, brindiamo perché se n'è andato, brindiamo, se n'è andato a Galatasaray, ragazzi, alzate, facciamo come Cristiello, brindiamo. E io l'ho finito già. Non Però posso aspetta un attimo, Fabio, ma è sicura questa? Vogliamo vedere le carte? Io ormai No, fidati, è sicuro. Come arrivano, diciamo, lo sgravo dello stipendio, così giorno dopo verrà, cioè di Osimhen, giorno dopo verrà rinnovato Kvara, cosa di 3-4 giorni, ragazzi. E questa storia invece del $1 milione di multa che gli hanno fatta a Osimhen è vera, non è vera? $1 milioni? Non gli hai fatto niente. Guardiamoci nell'anima. C'è sta un articolo che dice che praticamente perché Osimhen ha fatto, non so, questi casini, gli hanno dato $1 milione di euro, $1 milione di multa. Ma chi? Quali casini? Ma poi no, tanti casini. La società? La società gli ha fatto $1 milione di multa. No, Fake news. Oltretutto in dollari la vedo difficile. 680.000 euro di multa? Non credo proprio. Vale. Ma per chiudere, una bella champagne di Peppino Di Capri, come la per brindare al rincontro? La vedo benissimo e me la vado a fare però in privato perché altrimenti divorzio e voglio sapere vai. Rischio, quindi è meglio che voi sapete io vi saluto perché mi è arrivato un altro piatto. Vai alla faccia di tutti noi. Ciao Fabio. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a Fabio, un abbraccio a Maurizio. Ciao. Indagheremo su quel fatto della multa, ma vediamo. Ciao Maurizio, un abbraccio. Poi era entrato credo Tore nell'ordine. Champagne. Dall'Inghilterra è tutto. Ciao, bello. Poi era entrata Valentina. Ciao ragazzi, un bacio. Alla prossima. Ciao. Controlla Ermoso, facci sapere Ermoso come va. Certamente. Finché regge qua, sì, finché la situazione regge, controlliamo tutto. Merette fuori lista. E non riusciamo a salutare Nick che era caduto, ma lo salutiamo idealmente. Salutiamo Giuseppe. Ciao, buona serata a tutti, grazie sempre per la compagnia. Un abbraccione a te e un abbraccione anche a Lucio, visto che tu stavi parlottando a gesti con Tore Falangre. No, vabbè, si scherzava sulla pressione di Cavani. No, io volevo solo dire che questa partita col Parma mi ha messo un'enorme tranquillità. Rispetto alla partita è il contrario, ovviamente, però mi ha fatto capire che secondo me il campionato del Napoli sarà proprio una estrema dilatazione di questa partita, cioè questa partita sarà la sintesi del campionato, sono convinto di allora ne approfitto perché mi hai fatto ricordare una cosa. Mia moglie proprio prima della live mi ha detto questa cosa qua, ha detto I'm very proud of you. Ho detto perché? Che è successo? Sono molto orgogliosa di te. Ho detto perché rispetto all'anno scorso quando perdi non rimani incazzato. Esatto. Cioè, io l'anno scorso, perché lei mi ha conosciuto, cioè, si è fatto tutto il periodo delle grandi vittorie, no? Dopodiché ha visto la depressione così, ed era una depressione che noi non riuscivamo a spiegarci l'anno scorso. Cercavamo a tutti i costi le motivazioni e le cose, e il dolore rimaneva anche dopo la partita. Invece lei ha visto Verona-Napoli 3-0 e finita la cosa, io abbastanza... andiamo avanti. Perché? Perché partiamo da un presupposto diverso di dover lavorare, che c'è tanto da fare, e non partiamo con quell'assillo di dover vincere. Sappiamo, perché ce l'ha detto l'allenatore, che ogni partita sarà tostissima e che ci sarà da risultati e che si continuerà a scivolare, lo dobbiamo mettere in preventivo. Questa partita condensa tutto, condensa gli errori che ci saranno, condensa l'enorme impatto dei nuovi, che secondo me ci sarà. Neres 40 minuti, 2 assist, Lukaku, giocatore di pallone, diciamo, giocatore di pallone. Poi non ha senso fare i confronti con Osimhen, eccetera, però è un attaccante diverso. È un giocatore. Lucio è stato rinominato Higuain, non so se gli fa piacere. Questa me l'hanno detta diverse persone. Vale. Mi sono dimenticato un saluto particolare.
uno grande proprio che lo dobbiamo fare. Ciao Osi. Ciao. Saluti proprio Osi. Un abbraccio a Fabio Versatile e io saluto anche il buon Guido Gentile che ovviamente operato di lavoro tornerà al più presto e vi saluta tanto, lui ci tiene tanto che io vi riporti i suoi saluti. Ragazzi, live frizzantissima, croccante come si dice ultimamente, vado a fare quello che si deve fare anche nella vita privata, però bello, vedo un clima sereno e mi fa piacere. Da New York Valerio Fluido è tutto, vado a fare le pagine, devo pure finirla di guardare, però mi divorzio. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido, dov'è? Sei lì. Prego, Guido. Comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito. Grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Meno male, va. Meno male. Ma non è come la Marvel che poi è finita. Vai, tranquillo.